seguito anche le altre giornate informative che abbiamo fatto, sa che avevo promesso di attivare un servizio di, tra virgolette, schede inerenti ai bandi. Vi verrà distribuita la prima di queste schede. Abbiamo iniziato questo tipo di servizio da questo mese. La scheda che vi verrà distribuita non riguarda il sociale, è la prima scheda, è un bando che riguarda l'area business, ma vi serve come esempio per capire un attimo qual è il servizio che stiamo un attimo mettendo in pista. Molto spesso i bandi di gara vengono pubblicati, sono dei documenti piuttosto lunghi e piuttosto complessi. Quello che stiamo cercando di fare anche con l'aiuto della dottoressa Tagliaferro è di sintetizzare il bando di gara in una scheda che possa essere fondamentalmente un foglio A4, magari fronte retro al massimo, dove in poche parole e in parole più semplici possibili spieghiamo che cos'è il bando, a chi è rivolto, se vale la pena o meno partecipare, che tipo di conferimento viene fatto, quindi se a fondo perduto, se in percentuale, insomma sintetizziamo in una paginetta poco più quelli che sono i dati fondamentali del bando, in modo che tutti possiate leggerlo, tutti possiate avere contezza di quello che viene offerto. Questo per stimolare poi eventuali partecipazioni e cercare di trattenere nel nostro territorio questo tipo di fondi. Così come è allo studio un'altra soluzione. Dai vostri feedback, una delle richieste che appunto era giunta e che notiamo poi ogni volta che facciamo questo tipo di incontri è che fortunatamente progetti e idee ce ne sono molte, quindi questo ci fa assolutamente piacere, perché vuol dire che è un territorio che produce, che è pieno di idee. Molto spesso però non si sa queste idee poi come convogliarle. Stiamo cercando di prendere contatti con un'associazione no profit che possa in qualche maniera aiutarci a indirizzare queste idee nei canali giusti. Quindi quello che prevediamo, ed era un'altra delle mie promesse che vorrei riuscire a mantenere, è riuscire ad avere una figura fisica, quindi una persona a cui voi possiate andare a spiegare qual è il progetto che avete in testa e lui possa indirizzarvi sul bando di gara giusto, e cioè dirvi questo è finanziabile in questo bando, questa idea è finanziabile in quest'altro. Ecco, questo tipo di attività è in itinere, speriamo di riuscire a metterla in piedi e soprattutto, cioè, la difficoltà sta nel farla gratuitamente, perché ovviamente questo servizio c'è, ma sono servizi che normalmente fanno i professionisti a pagamento, e stiamo cercando di trovare una soluzione magari con un'associazione no profit per riuscire a fornirvela, però allo stato attuale è qualcosa che è in itinere. Venendo un po' invece al programma della giornata, noi oggi abbiamo cercato fondamentalmente di cercare di trasmettere delle informazioni che possono essere un po' operative per quanto riguarda proprio la costruzione di un progetto. Quindi da un'idea che possiate avere di un progetto, cioè quali sono i primi passi. Esatto, gli ingredienti per poter poi eventualmente accedere a un bando. Su questo ci darà una mano la dottoressa Tagliaferro, che come sa chi ha partecipato già a questi incontri è assolutamente ferratissima su questi argomenti. Quello che vi prego è qualsiasi cosa non capiate di alzare la mano, perché il tema è particolarmente complesso, come chi ha già partecipato sa, e quindi non abbiate paura a fare domande, non abbiate paura a interromperci, non abbiate paura a chiedere spiegazioni ulteriori qualora qualcosa non vi fosse chiaro, perché ripeto, lo scopo della giornata è che voi usciate da qua con delle informazioni che vi siano utili, e quindi non abbiate nessun tipo di timore nel chiederci o nel chiedere qualsiasi cosa. Per quanto riguarda appunto il tema, allora, giusto per fare una sintesi, soprattutto per chi magari è qui oggi per la prima volta, i fondi europei si dividono in due grandissime categorie. Ci sono i fondi diretti, che sono i fondi che vengono erogati direttamente da Bruxelles. Normalmente sono dei fondi che sono un po' più complessi, diciamo, da ottenere, perché normalmente serve un partenariato, quindi serve mettere insieme delle realtà che comprendano stati di tipo diverso, quindi almeno 3 o 4 nazioni devono collaborare. Sono fondi che magari mettono a disposizione cifre anche più alte, però
implicano un lavoro per accedervi piuttosto complicato, e sono fondi che erogano direttamente da Bruxelles e non sono assegnati, cioè vince il progetto migliore. Dall'altra parte invece ci sono i fondi strutturali, quindi sono quei fondi che vengono assegnati in maniera diretta ai vari stati, in maniera non proporzionale, vengono ovviamente dati più soldi agli stati che oggi hanno un'economia più in difficoltà, e ovviamente a chi sta un po' meglio ne vengono dati meno, servono per bilanciare e per creare una base, diciamo, in qualche maniera omogenea per quanto riguarda i 28 paesi dell'Europa. Questi sono fondi che in Italia arrivano e che vengono erogati attraverso le regioni. Questi fondi quindi sono esclusivi, vengono dati all'Italia e possono essere spesi solo dall'Italia, attraverso una serie di piani vengono poi messi a disposizione dei cittadini, si trasformano in bandi alla quale poi si può partecipare. Fondamentalmente il processo è più o meno questo, cioè l'Europa decide a livello politico dove mettere i soldi. Faccio un esempio su tutti: oggi si parla molto di energia, visto anche quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, quindi l'Europa ha un problema energetico, soprattutto di sicurezza energetica, quindi a livello politico l'Europa decide che è il caso di investire in questo settore. Dall'altra parte gli Stati membri, quindi i 28 paesi, fanno un progetto che di solito va sotto il nome di PON, cioè Piano Organizzativo Nazionale, che declina quelle che sono le volontà politiche europee nel proprio paese, perché voi potete capire che i 28 paesi sono molto diversi tra loro, la realtà svedese non è certo quella italiana, quindi le linee guida, la linea politica europea viene declinata, viene contestualizzata nei 28 paesi in maniera diversa, e all'interno dei 28 paesi, attraverso il POR, quindi il piano organizzativo regionale, vengono poi resi adeguati al territorio, perché anche nei singoli paesi le realtà regionali sono diverse, quindi il Veneto ha sicuramente una situazione diversa da quella che può essere la Sicilia, quindi un po' questa è la catena. Okay? Quindi si passa da un livello politico a un livello nazionale e poi a un livello regionale. Il livello regionale si divide in tre grandi aree, tre grandi assi. Una parte di questi soldi vanno in un'area piuttosto ampia, e cioè quella dell'agricoltura e della pesca. Un'altra parte vanno a costituire il fondo sociale, l'FSE, quindi il fondo sociale europeo, che, se vogliamo sintetizzare in una parola, finanzia le persone, quindi tutta la parte sociale, tutta la parte di formazione e quant'altro. E poi un terzo asse è il FESR, cioè il fondo strutturale regionale europeo, che finanzia, tra virgolette, le cose, quindi le infrastrutture e quant'altro. Oltre a questo, ed è un tema anche che tratteremo oggi un po' velocemente, ma lo tratteremo, ci sono le macro regioni, cioè l'Europa divide il proprio territorio per aree omogenee e su questo fa dei progetti di tipo specifico. Facciamo due esempi giusto per far capire un attimo a tutti come funziona. L'area alpina, per esempio, no? Cioè l'Europa parte dal presupposto che chi vive a ridosso delle Alpi abbia più o meno le stesse esigenze e gli stessi problemi. Questo significa che Italia, Francia, Austria, a volte anche paesi non dell'Unione Europea come la Svizzera, possano essere inclusi in una macro regione specifica per tipologia di territorio, e su questo possano essere finanziati dei progetti che siano specifici per quel tipo di territorio. Così come nel nostro caso, per esempio, l'area adriatico-ionica è un'altra zona che può essere considerata una macro regione e comprende ovviamente Slovenia, Croazia, Italia e quant'altro, perché sono tutte affacciate sullo stesso mare e quindi possono avere dei progetti, possono fare dei progetti insieme per risolvere problemi che sono comuni. Quindi le opportunità in Europa sono parecchie, ci sono i fondi diretti, fondi strutturali, cioè quelli che passano attraverso la regione, più addirittura questi fondi chiamati Interreg, perché sono interregionali e quindi coprono una macro regione. Si tratta soltanto di farvi conoscere queste opportunità, cercare di capire insieme come ci si può approcciare a questa realtà, come si può trasformare un'idea in un progetto vero e proprio per presentarlo e per poter ottenere questi fondi. Io vi ho annoiato che basta, lascio la parola alla dottoressa Tagliaferro per iniziare la giornata. Buon lavoro a tutti e grazie ancora per essere qui. Io ringrazio
David Borrelli, perché ha fatto veramente una sintesi, il Bignami, ma molto chiaro e schematico, è mentalità pratica proprio. E secondo me, insomma, è questo il senso un po' di questi incontri, riuscire a dare un po' la mappa, no? La mappa delle opportunità, senza pretesa di essere esaustivi, anche perché la platea è sempre un po' eterogenea e quindi ci troviamo di volta in volta a discutere su troppo poco o troppo, la prolissità o proprio le linee Bignami. Quindi cerchiamo di fare una via di mezzo e soprattutto, visto che ci siamo organizzati con l'autunno, la questione delle schede, no? Daremo dei focus tematici sui bandi via via che escono. Il messaggio che vogliamo dare non è correte subito che il bando è in scadenza, perché è tutt'altro il metodo quello che consigliamo. Al primo tentativo non sempre va in porto l'idea di avere una progettazione finanziata, al secondo va un po' meglio, insomma dipende molto da come si affina il partenariato, bisogna un attimino curare il metodo. Quindi abbiamo pensato di dare delle schede informative via via per capire cosa si affaccia sulla scena da qui al 2020 e in qualche modo poi dare dei focus un po' più approfonditi con i seminari. Il seminario di oggi vorrebbe aprire un po' la stagione, a parte la puntata di ieri tutta sul FESR, quindi molto tecnico sui fondi, insomma, anche per infrastrutture, investimenti delle aziende così, giusto perché poi si apriranno i bandi con l'anno nuovo, quindi si voleva un po' dare la priorità a quello, i bandi vicini casa. Oggi partiamo con un appuntamento, ecco, questa prima ora dedicata proprio alle linee guida per la stesura di un progetto di partenariato, che ovviamente, ecco, tengo solo questa prima slide come impostazione perché ci ricordiamo tutti un po' quali sono i driver che Europa 2020 ha scelto per lo sviluppo dei territori dell'Unione Europea. Ecco, intelligente, sostenibile e solidale è così che vuole essere la nuova Europa, porsi sulla scena internazionale sostenendo finanziariamente con una bella fetta di bilancio che arriva dalle politiche comunitarie, sostenendo tutte le progettualità che si allineano agli obiettivi di Europa 2020 e in qualche modo danno gambe alla strategia, perché le politiche non sono niente senza la parte pratica, per cui di fatto se c'è la catena normativa, legislativa che scende giù tra Parlamento e Consiglio da un lato, dall'altro le politiche, no, realizzate dalla Commissione europea scendono a valle e devono trovare espressione nei vari territori. E quindi parte delle strategie sono destinate, come i fondi di coesione, gli esempi che vedremo oggi fanno parte, ecco il MED che vedremo poi nella seconda parte, fa parte comunque della politica di coesione e della cooperazione territoriale, quindi quello che fa sì che si avvicini il livello di sviluppo sui vari territori di volta in volta coinvolti da un programma. Però appunto questa prima ora la definiamo semplicemente parlando dell'idea, cioè come scrivere quali sono gli ingredienti base per stendere un buon progetto comunitario e soprattutto per stenderlo senza fretta, focalizzando soprattutto sulla realtà del progetto che si vuole mettere in atto e non sull'opportunità che passa. Perché è un po' un approccio italiano questo. Io ho dimestichezza anche con altri bandi italiani, venendo dal fronte camerale, molto spesso la prima domanda è che soldi ci sono, che bando c'è e poi costruisco l'idea. E invece no, soprattutto la progettazione comunitaria o in genere quella finanziata richiede di essere molto padroni della propria realtà, di costruire bene la propria idea e poi si può trovare il supporto, l'europrogettista, il project manager, chi la confeziona sullo strumento che poi arriva più vicino o su più strumenti, anche come ingegneria finanziaria. Di qua puoi fare un pezzetto e di là l'altro, ma l'importante è che ci sia la visione e si creda nell'idea progettuale. Quindi, tenendo presente questi fattori, strategia Europa 2020, quindi intelligente Europa, conoscenza e innovazione come motore della futura crescita, sostenibile, cioè efficiente sotto il profilo delle risorse, quindi più verde, competitiva, un'economia a basse emissioni di CO2 e mai argomento, dicevamo anche ieri, è così attuale visto che anche insomma, la questione tedesca sta vanificando parte diciamo, di queste politiche che investono così tanto nella riduzione dell'impatto in termini di CO2 e la stessa Germania è danneggiata dal vanificare in qualche modo tutto l'impegno sul fronte dell'abbattimento CO2 nel momento in cui sul fronte delle case automobilistiche non c'è questo controllo. E quindi via, questo è un po' l'impostazione. Solidale perché punta soprattutto
sia all'armonizzazione nei vari territori dell'Unione Europea come livelli di sviluppo economico, ma anche e soprattutto alla coesione sociale e territoriale, non solo economica. Quindi i progetti comunitari alla fine sono popoli che si parlano, fanno un compitino assieme e lo restituiscono alla Commissione Europea. E paradossalmente, e voglio sfatare anche una delle dicerie, si fanno tante cene o viaggi nei progetti comunitari. Avendoli vissuti in prima persona, mi sono trovata a tavoli di cene di paesi che fino a pochi anni fa erano in guerra, quindi gente che non varcava più quel confine da anni, tipo una cena in Serbia con persone, partner croati, albanesi, serbi, montenegrini, voglio dire, sono momenti in cui si va a, diciamo, a lenire le ferite, a curare le ferite storiche anche, e a far conoscere di più i popoli, perché diventi normale lavorare insieme con colleghi di lavoro di altri Paesi membri, quindi semplicemente si realizza la cittadinanza comunitaria. Quindi, ecco, questo già aveva detto Borrelli, appunto, un po' la prima distinzione, quindi gestione indiretta vuol dire che in qualche modo la Commissione europea condivide la responsabilità con le autorità degli Stati membri, quindi fondi strutturali o le autorità di gestione dell'Interreg o dell'Italia-Austria o dell'Italia-Slovenia, insomma, per capirsi, oppure i fondi strutturali, cioè Fondo Sociale FESR, che allora sono gestiti da Regione. Gestione diretta invece programmi tematici, tutti avrete in mente magari questi nomi che si sentono: Horizon 2020, Creative Europe, l'Erasmus Plus, insomma progetti e programmi che prevedono la presentazione della progettualità direttamente alla Commissione europea o all'agenzia esecutiva sul territorio. Questa è la distinzione, proprio una differenza anche nella presentazione delle proposte tra fondi diretti e fondi indiretti. Quindi fondi indiretti a livello locale, mando il bando e molto spesso è scritto in italiano per la Regione Veneto. E aggiungerei, non c'è in questa slide, ma se parlo di FSE o FESR non è indispensabile il partenariato transnazionale, cosa che invece è determinante nell'accesso ai fondi diretti. Quindi fondi diretti vuol dire domanda presentata alla Commissione europea o alla sua agenzia di turno in Italia, e soprattutto partenariato. Differenza qui è solo per una precisazione, ci sono tanti nomi, no? Si sentono termini in inglese, quindi lo scopo di questi incontri è anche non temere, no? Il nostro inglese maccheronico va benissimo, poi si fa rileggere in qualche modo da uno più bravo, ma non siamo timidi, insomma, dell'uso delle lingue e della terminologia in qualche modo, anche perché fanno testo le indicazioni scritte nei bandi nella lingua in cui sono scritte, se si parla di fondi europei. Un bando tradotto è rischioso, cioè può essere utile per farsi un'idea, però se il testo ufficiale è in inglese è quello che fa testo anche nelle sfumature della documentazione da presentare. Quindi insomma lanciatevi a questo. E una distinzione ulteriore che può essere interessante per avvicinarsi in altro modo ai soldi comunitari è quella tra sovvenzioni, quindi contributi, grants, che arrivano, quindi il contributo mi arriva se partecipo a un invito a presentare proposte, quindi una call for proposal. E invece se parlo di call for tenders, la call for tenders vuol dire che chiede delle offerte per fornitura, può essere una fornitura di servizi, è una gara d'appalto, o di beni. Posso anche rivolgermi alle opportunità dell'Unione Europea come fornitore. Posso essere un esperto che fornisce un servizio di consulenza, oppure un servizio di studio, oppure un servizio di revisione contabile. E molto spesso, ecco, il sito più vicino dove andare a vedere, tener d'occhio Eurosportello Veneto, Call for Experts, ci si può iscrivere e dire: io sono un esperto di questo tipo. Posso anche diventare un valutatore di progetti se mi qualifico come esperto. In qualche modo, diciamo, non ci sono solo i contributi, ci sono anche le forniture da tener d'occhio. E le forniture allargo
nel caso dei beni a tutte le istituzioni dell'Unione Europea, perché fanno appalti, voglio dire, anche per la fornitura di bicchieri, di carta, di qualsiasi cosa, quindi mi allargo. E addirittura c'è la NATO che dice che pochissime imprese italiane partecipano alle gare NATO per la fornitura di mobili, di oggettistica, di cose che serve per le sedi NATO. Si chiamano gare BOA, al limite a chi è interessato, insomma. Anche lì la domandina è in inglese, ma aiutandosi si riesce a fornire magari un giro di basi NATO, che non è una cosa da poco. Quindi la sovvenzione è il contributo, call for proposal, chiedo una proposta, io Commissione Europea ti chiedo una proposta progettuale che mi aiuti a sviluppare le politiche comunitarie, che mi aiuti a raggiungere questi obiettivi entro il 2020. Gli obiettivi di questo programma sono così definiti, le priorità di investimento sono queste, ho messo più soldi qui e meno soldi di là, ti chiedo progetti che diano gambe a queste politiche. Quindi la sovvenzione è un'attività non profit, nel senso che le progettualità in qualche modo, soprattutto quelle a accesso diretto, sono qualificate come non profit, nel senso che c'è il filone Horizon 2020 che dà soldi direttamente all'impresa per proprio il forte impatto di mercato che deve avere il progetto, lo strumento PMI che è dentro Horizon 2020. La maggior parte sono attività non profit, cioè gioco di partenariato dove la logica è win-win, tutti vincono insieme e si migliora la situazione perché il titolo del progetto di solito corrisponde a un problema da risolvere. Poi vedremo la schedina che aiuta. Ho creato una progettualità fittizia molto così atipica. Allora, secondo il regolamento finanziario, appunto, bisogna osservare determinati parametri. Praticamente l'Unione Europea finanzia costi direttamente collegati all'azione progettuale, quindi sono ben specificati. Vi è il divieto di doppio finanziamento e il divieto di cumulo. Il doppio finanziamento è la stessa idea progettuale che vinca due bandi, no? Senza che sia modificato, senza che un pezzo sia a seguito dell'altro. Il divieto di cumulo è la doppia fattura, rendi conto una fattura qui e anche lì non esiste, viene beccato, insomma c'è la revoca del contributo e anche altre insomma sanzioni. Non può essere retroattiva, questa è in linea di massima, poi sono regole generali, ma ad esempio gli aiuti in de minimis molto spesso dove il bando prevede l'aiuto in de minimis accoglie delle spese pregresse, però in qualche modo deve esserci un atto ufficiale che dice da quando, no? Magari una delibera della regione in qualche modo. I requisiti preferenziali della sovvenzione possono essere così riassunti. Allora, se si parla soprattutto di fondi ad accesso diretto, programmi comunitari, DOC, diciamo, transnazionalità dei progetti, perché servono a creare l'Europa unita. Quindi generalmente 3 o più stati, in alcuni casi anche di paesi terzi, dipende dalla linea, se c'è Europaid, quindi si va ad aiutare insomma gli stati fuori dell'Unione Europea, quindi extracomunitario vuol dire al di fuori proprio paesi terzi. In qualche modo della rosa, al di fuori della rosa dei 28 Paesi membri e di quelli in preadesione che ormai vengono tirati dentro nel gruppo. Infatti la partecipazione è spesso aperta anche ai Paesi EFTA e SEE e ai Paesi in preadesione. Come vedremo la schedina che avete nella cartellina, no? E mi pareva che fosse, sì, l'avevo riportato, ecco, è aperta, il MED riguarda complessivamente 57 regioni di 10 stati diversi, stati membri, e 3 paesi candidati, quindi Albania, Bosnia e Erzegovina e Montenegro. E per questo motivo ci sono sia fondi FESR qui dentro, sia fondi IPA, quelli destinati alla preadesione, quindi sono acronimi, comunque il FESR rientra nella coesione territoriale, quindi politiche regionali. Trasferibilità dei risultati, anche questa è richiesta, quindi bisogna in qualche modo maturare delle buone prassi, far vedere che è possibile, spostare in là magari pochino il limite dello stato delle cose, azioni pilota, qualcosa che poi sia replicabile in altri territori. Questo ovviamente più visibile è e meglio comunicato è, più dà punteggio, perché sempre nell'ottica di dai gambe alla mia politica, l'Unione Europea chiede appunto di fare dei format replicabili e quindi è una metodologia che aiuta il diffondersi proprio delle politiche comunitarie.
E poi il carattere innovativo e originale, contenuti, metodologie e strumenti. In qualche modo è fondamentale guardare il database dei progetti già finanziati, ma è indispensabile innovare, quindi non fare copia e incolla perché se ne accorgono. E che cos'è un progetto? Partiamo proprio dalla base, DNA, una sequenza di attività / azioni tra loro correlate e coordinate, quindi che hanno senso insieme, per raggiungere uno o più obiettivi. Ci saranno obiettivi strategici e obiettivi operativi e oggi impariamo a distinguerli perché si fa un po' di tutto in erba un fascio, cioè si ha in mente l'idea, ma è difficile. Anch'io per fare la mia idea banale, ieri mi sono messa a fare la schedina del progetto Casa Sicura per i nonni, insomma giusto per fare una cosa leggera da sabato mattina, ho dovuto focalizzare proprio sulla differenza tra strategici, obiettivi, le attività, insomma i risultati. Sono terminologie particolari che però se afferrate la prima volta poi permettono veramente di fare il progetto che si capisce subito, soprattutto al valutatore che lo legge. Quindi azioni correlate in un tempo definito, con un budget specifico e delimitato e con verifica dei risultati e dell'impatto effettivo. Ieri parlavamo del FESR, la stessa Regione Veneto deve rendicontare i risultati e quindi ha tutti gli indicatori sulle linee del FESR per dire alla Commissione Europea come ha speso bene i soldi e quindi ovviamente nei bandi chiederà a chi concorre di mettere gli indicatori per far vedere se ha raggiunto o no i suoi obiettivi. Quindi abituarsi ad essere un po' precisi sulla propria progettualità, prenderla sul serio. Per questo non è possibile prendere il bando che passa, ma bisogna strutturarlo con calma. Il progetto comunitario ha un obiettivo rientrante tra quelli definiti dall'Unione Europea, quindi in primis i 3 dell'Europa 2020, ma anche in qualche modo poi gli specifici del programma e gli specifici del bando quando esce. Pone in essere azioni e attività conformi e coerenti con quelle dell'Unione Europea, deve essere realizzato nel tempo deciso dal bando, col budget approvato e rappresenta il punto di contatto tra la volontà privata dell'impresa, dell'associazione e la volontà dell'Unione Europea relativamente a temi individuati come basilari per lo sviluppo sostenibile e migliori condizioni di vita per i cittadini dell'Unione. Gli strumenti messi a disposizione sono nei programmi, quindi quelli che abbiamo citato. Prego. Giusto perché vedo che state scrivendo molto le slide, quindi tutta questa presentazione vi verrà inviata a chi è registrato, penso tutti lo abbiate fatto con la mail, o se non l'avete fatto fatelo, la prossima settimana vi mandiamo tutte le slide, quindi inutile che vi vedo molto. Allora, io sono di quelle che scrivono lo stesso perché sennò la testa parte, allora delle volte scrivo, che allora focalizzo, però tranquilli che vi mandiamo tutto. Quindi come stendere un buon progetto? Obiettivo coerente con l'Unione Europea, ma anche trovare il programma coerente con l'obiettivo, quindi non violentate il vostro obiettivo e il vostro progetto, abbiate pazienza di trovare la misura giusta. E poi osservare bene il bando, leggerlo e rileggerlo, leggerlo all'inizio e poi rileggerlo alla fine quando avete finito di scrivere il progetto, per fare voi stessi da valutatori alla coerenza. Quindi mettete bando e progetto completo. Le varie fasi sono ideazione, formulazione dettagliata, finanziamento, realizzazione, sviluppazione e valutazione. Provate a farle tutte da soli e vi valutate. Le fasi della progettazione quindi partono dal guardare il work program. Il work program è diciamo adesso sta per uscire il work program dell'Horizon 2020 che riguarda le progettualità dal 2016. Fino adesso c'era il work program annuale dell'Horizon 2020 sul 2015. Quindi adesso guarderò il work program dell'anno nuovo per cominciare a pensare a come presentare il progetto, cosa si aspettano come argomenti e come modalità. Guardo anche cosa non viene finanziato nel work program, guardo chi può partecipare, se è la misura per me, se va bene soprattutto poi l'analisi del che ci faccio io dentro il progetto, cioè io posso essere capofila, ma se sono esordiente me lo scordo perché non è saggio e non è in qualche modo opportuno per la coerenza del progetto perché danneggio anche gli altri in qualche modo. L'idea è mia, ma trovo chi può essere il buon capofila e io mi prenderò la quota di budget come partner.
Quindi già 2 ruoli, capofila, partner, oppure semplicemente mi piace il tema, ho l'idea, so unire i puntini e creare il progetto, mi appare davanti e attribuisco i ruoli. Posso essere anche un consulente che poi si prende la parte di assistenza tecnica o comunque external expertise, esperto esterno, quindi un terzo ruolo. Quindi vuol dire curare il progetto e condividerlo per dare a ciascuno il ruolo che poi fa prendere più punti. Ci soffermiamo un attimo sulla scheda progettuale, però finisco l'elenco. Quindi assolutamente per ogni programma c'è sempre il database dei progetti finanziati. Li andate a vedere per l'argomento che si avvicina di più alla vostra idea, guardate un po' che cosa hanno finanziato e anche in base all'idea, al tipo di attività, che mestiere faceva il proponente e che tipo di partner si è trovato. Quindi magari o potete ripescare i partner e in qualche modo continuare l'argomento o comunque vedete com'era l'architettura che è piaciuta e è stata finanziata. Quindi poi il budget devo curare e poi alla fine di tutto, come dicevo, rileggo il bando e le linee guida, ricontrollo il database e le FAQ, quindi le domande più frequenti, per farmi da solo la verifica di coerenza, programma, obiettivi, attività. Sono andato fuori tema? Me lo devo chiedere da solo, senza farmelo dire dai valutatori. Presentazione del progetto, poi anche qui a seconda dei bandi c'è un primo step, adesso va di moda, l'hanno fatto sull'Alpine Space, insomma sul Central, ci sono programmi che adesso prevedono un abstract, una prima scheda progettuale non così dettagliata, quindi l'idea progettuale e una prima descrizione e c'è la prima selezione. Se passi al secondo step devi mandare il progetto completo. Quindi sull'area alpina, ad esempio, l'Alpine Space ha appena in qualche modo detto chi aveva passato la seconda fase. No, scusate, chi aveva passato la prima fase in primavera, adesso c'era a settembre la scadenza per dare il progetto completo, insomma. E quindi comunque anche questo tipo di progetti vedranno la risposta con l'anno nuovo, insomma. Idea progettuale. Questi sono gli elementi essenziali. Quindi titolo, problema, obiettivo strategico, obiettivi specifici, attività, risultati attesi, impatto atteso, risorse, rischi e condizioni esterne. Sono indispensabili, possono avere a seconda del bando, del programma, delle sfumature, però è il senso che vi deve essere d'aiuto, cioè distinguere uno dall'altro nel senso. Poi lo capirete, se usano dei sinonimi capite a che senso farà riferimento quella richiesta. Cioè se mi stanno chiedendo un obiettivo strategico o un obiettivo specifico lo devo capire in che fase sono della scheda del progetto. Quindi il titolo di solito rappresenta un problema, per cui il titolo deve essere magari breve perché i titoli lunghi stufano e con un acronimo facile così viene individuato, piace prima. Il problema è lo spunto, il bisogno da cui parto per sviluppare il progetto. Ieri vedevamo il FESR, la Regione Veneto ha preso tutti diciamo, i punti di debolezza dell'analisi che ha fatto sul territorio veneto, ha fatto punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi e da ogni obiettivo, ogni punto di debolezza ha deciso dove voleva arrivare come percentuale, no? Un maggior numero di start-up innovative, la situazione è questa, voglio arrivare lì. Quindi uscirà il bando per raggiungere quell'obiettivo e risolvere questa fragilità nell'innovazione, oppure insomma si parte da una debolezza o da una situazione che non funziona bene e la si ottimizza col progetto e questo va comunicato. Quindi il problema mette a fuoco proprio, cioè scriviamo problema ma ovviamente sarà presentazione generale del progetto, no? Che non è che vi dicono che problemi hai al primo approccio. Obiettivo strategico. Già si parla di un obiettivo di medio-lungo periodo, cioè va oltre la durata del progetto. Voglio risolvere la fame nel mondo, questa è un po' di lunga durata, ma insomma va oltre il progetto, mentre gli obiettivi specifici sono quelli di breve termine da raggiungere entro la fine del progetto. Ad un obiettivo specifico possono corrispondere un sacco di attività. Quindi ogni obiettivo avrà le sue attività che contribuiranno a perseguire sia l'obiettivo specifico, ma soprattutto tutte le attività daranno un pezzettino di soluzione per l'obiettivo strategico generale, quello che va oltre il progetto. I risultati attesi, anche questi sono di breve termine. Entro la fine del progetto dobbiamo aver fatto questo, questo e questo. L'impatto invece
è il risultato in senso di oltre la fine del progetto, cioè ho migliorato la situazione, ho risolto un po' di fame nel mondo, ho in qualche modo innescato un movimento che poi col trasferimento delle buone prassi diventerà un qualcosa di diffuso. Questa è un po' la differenza tra risultato e impatto. Sono sfumature, ma ci sono sempre, in ogni programma, in ogni work program, chiedono di definire queste, diciamo, possono sembrare lambicchi, ma quando uno ha la sua idea da definire, è un esercizio che poi riesce a fare, insomma. Meglio se, oltre alle risorse, i costi, il partenariato presentato con tutte le competenze, abbiamo l'ente, il centro studi, abbiamo l'ente di ricerca, abbiamo questa associazione che da anni opera nel settore, insomma i partner qualificarli e presentarli per le competenze. È molto apprezzato anche il mettere in conto i rischi e le condizioni esterne, cioè un po' i punti di debolezza del progetto, perché vuol dire conoscerli e starci attenti, quindi si dà una buona impressione di affidabilità. Quindi potrebbe arrivare un ostacolo da questo ne ho elencati alcuni, dopo li andiamo a vedere. Il progetto, mi permettete una pausa, vado a prendere questa, per mettere a fuoco proprio queste parole. Scusate, faccio un attimo di pausa perché non si può aprire tutto assieme. E dove l'avrò messo? Schema progetto casa nonni, giusto per farvi. Scheda progetto, casa facile e sicura, nonni contenti. No, questo è il titolo che però, diciamo, il titolo è posto in positivo, ma ovviamente esprime la necessità di risolvere un problema. Quindi il problema è che i nonni si ostinano a vivere in casa senza ospitare la badante stabilmente, non vogliono estranei in casa, si espongono a rischio cadute in casa per pulizia e difficoltà. Ah, non si vede, io andavo avanti tranquilla, vuol dire che devo fare così e chiudere del tutto. E allora forse... No, ieri mi ascoltava. Chiusa anche. È andato? Allora, fate pazienza, sembra banale questo esempio, ma poi vi resta stampato il... Non l'ha preso? Allora, function F10, dovrebbe adesso un'altra volta. Ieri alla terza, oggi alla seconda, però non ce l'ho più io, quindi serve la terza, allora. Ha ragione la Valentina. No, sì, alla terza combina. Allora, progetto banale, ma per voi fatevi il vostro esempio sulla vostra vita così, dopo vi rimane sempre, mi sta chiedendo un obiettivo specifico, ok, ricollego al mio esempio e mi viene fuori quello giusto. Il problema, i nonni si ostinano a vivere senza volere badanti in casa, estranei in casa, si espongono a rischio cadute, pulizie difficoltose, vogliono fare tutto da soli, assumono i farmaci un pressapoco alle ore sbagliate o dopo in ritardo ne prendono 2, conosciamo tutti questa situazione. Non è monitorato bene, ci diamo i turni ma uno passa, dopo racconta quell'altro, insomma serve fare il punto della situazione e semplificare le angosce di tutti, cioè risolvere il problema comune, è proprio come un progetto comunitario. Insomma. Obiettivo strategico di lungo periodo, oltre il progettino, è aiutare i nonni a vivere sereni e autosufficienti nella loro casa, evitando la casa di riposo. Quindi io voglio migliorare la situazione per tutti, perché è angosciante per tutti la situazione. Obiettivi specifici li devo definire però. Se l'obiettivo strategico è molto generale e di lungo periodo, medio-lungo periodo, l'obiettivo specifico deve esaurirlo entro la fine del progetto. Quindi, qual è? Voglio migliorare la sicurezza dei percorsi in casa e agli ingressi, metto la rampa, metto la seggiolina che va su per la scala, no? Voglio avere una casa pulita, organizzata, fruibile, compensando i comuni problemi motori dei nonni, no? Quindi
tolgo di mezzo le cose rischiose, allineo i mobili, agevolo in qualche modo, no, dopo lo vediamo perché sono già nelle attività, ho già sbagliato, vedete che ci casco da sola. Stando negli obiettivi devo stare obiettivo specifico del progetto, risolvere questo problema che fanno parte del macro problema. Altro obiettivo specifico, monitorare meglio le cure mediche e l'assunzione dei farmaci. Le attività diranno come. Obiettivo specifico, tenere alto il morale aumentando la capacità di fare dei nonni con i giusti aiuti e con una presenza più frequente di familiari e di supporto. Quindi in qualche modo anche la parte, diciamo, del sentimento, insomma, che se no il problema si complica a 360 gradi. Quindi com'è che i miei obiettivi specifici diventano attività? Devo selezionare un aiuto esterno per le pulizie di casa, scelta della persona e di sbrigo pratiche se la assumo in regola, per cui è un'attività da fare, impegnativa anche. Poi devo riorganizzare gli spazi in funzione di sicurezza e praticità e quindi con una mappetta della casa e cose, organizzazione, logistica, braccia da fatica e via. Poi devo informarmi, acquistare e installare ausili per gli accessi e per il bagno, possibilmente detraibili, e quindi anche qua c'è un'analisi, no? In progettese sarebbe analisi dello stato di fatto, studio di fattibilità e quant'altro, verifica trasferitelo su una progettualità. Poi devo organizzare la rete di assistenza, visita, controllo con amici e parenti, quindi chi è che dà una mano ai nonni? Chi è che vuole organizzarsi con me per risolvere, per migliorare la situazione? E infine devo organizzare le informazioni mediche, quindi contatti, esami, patologie, l'assunzione dei farmaci. No? Dagli obiettivi specifici sono arrivata alle attività, cioè quello che c'è da fare. Ma poi controllerò se sono riuscita nel mio intento dai risultati. Cioè se l'obiettivo era in qualche modo, no? Cioè, andiamo a vederli, lo vedete subito. Una colf assunta con contratto a tempo part-time è un risultato concreto, ok? Quindi è un output di progetto, ok? Il deliverable, quando sentite parlare di deliverable, vuol dire che mostro il contratto. Nella rendicontazione metto il contratto di assunzione. Se l'attività era appunto riorganizzare gli spazi, il risultato atteso è eliminazione dei mobili e percorsi pericolosi e installazione degli ausili. Gli ausili che avrò acquistato, quindi il deliverable è sia l'indagine su cos'è detraibile, non detraibile, cosa passa la legge per la poltroncina per la vasca o per la rampa delle scale, e sia poi avere il certificato di collaudo che mi hanno messo una rampa a norma. Quello è il deliverable. Quindi già il risultato è una cosa e il deliverable è un'altra. Quindi è la pezza giustificativa che mando su nella rendicontazione. Risultato atteso, se l'obiettivo era in qualche modo tenere alto il morale, aumentando la capacità dei nonni di fare con i giusti aiuti, l'attività era organizzare la rete di assistenza, visita e controllo con amici e parenti, il risultato è che avrò un calendario turni settimanali di visite veloci e compiti in famiglia per accompagnamento, spesa, uscita, oppure chi passa a bere un caffè al volo dai nonni, a vedere come stanno. Questa è un'attività organizzata, quindi la domenica sai che c'è lui, il sabato c'è quell'altro, in qualche modo ognuno fa un pezzettino. Se l'obiettivo era organizzare le informazioni mediche, contatti, esami e patologie per l'assunzione di farmaci correttamente, avrò una tabella farmaci e la tabella cure, la tabella contatti medici emergenze oppure ordinari stabilmente. Quindi la tabella, capito, è l'organizzazione in qualche modo che ho dato. Alla fine, se l'obiettivo generale era risolvere i nonni, avere i nonni sereni, autosufficienti nella loro casa, evitando la casa di riposo, ho sia trasformato questa cosa in un obiettivo più specifico, cioè tenere alto il morale dei nonni e avere una frequenza, insomma, nelle visite dei familiari, avrò nonni sereni e fiduciosi nel sapersi gestire in autonomia, supportati. Questo è il risultato atteso. L'impatto atteso, quindi l'impatto atteso era in blu come l'obiettivo strategico, no? Nella lista.
sono i due che si assomigliano, l'impatto atteso va oltre il progetto. Avrò i prossimi anni più gestibili per i nonni e per la famiglia che si mobilita nelle emergenze. Nonni meno ansiosi o depressi per la scarsa autonomia e efficienza, più soddisfazione complessiva e vivibilità della terza età in famiglia. Dopo ci devo mettere le risorse necessarie, quindi lo staff, i costi, i familiari, il partenariato, chi fa cosa, rischi e condizioni esterne, allora piano da rifare ogni anno in funzione dello stato di salute. Però, per capire, sono terminologie precise. Allora, quando mi chiedono inquadra generalmente l'obiettivo strategico, non andrò già a dire le attività che faccio. Devo stare attento a un obiettivo strategico, quindi non è neanche specifico. E devo nella mia testa distinguerlo con riferimento al mio progettino. Quindi poi vi mando l'esamino il progettino nonni. Quindi la scheda idea progettuale, si vede? La mettiamo così. Bon. Come vedete i colori sono simili, l'obiettivo strategico è come l'impatto atteso, va oltre. L'obiettivo specifico è come il risultato atteso, quindi è dentro la chiusura, entro la fine del progetto dopo aver fatto queste cose. Le attività sono lo sviluppo degli obiettivi, insomma. Sul fatto della rilevanza c'è una sfumatura, dobbiamo vedere in che senso è importante, rilevante, coinvolgere quell'organismo. Può essere una considerazione in base a due variabili, al potere e all'influenza, l'interesse e il potere o l'influenza. La quantità, quindi il livello di influenza, vado a vedere se questo attore può essere in grado di influenzare l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi di un progetto o processo, cioè in che senso dà un contributo? Può influenzare il raggiungimento degli obiettivi, cioè con lui facciamo prima o con lui viene ostacolato il raggiungimento degli obiettivi? È influente in quanto lui è ascoltato come partner autorevole? Poi, quale potere ha lo stakeholder, quindi impostazione, esecuzione e risultati del progetto, le azioni che un attore può mettere in campo sono in grado di rafforzare o impedire il nostro processo. Quindi questo è in forma di domanda, ma devo vedere anche quanto personale ha, chi ha da dedicare al progetto, se è uno che è costante o se non riesce, insomma, in qualche modo dice sì ci sono, ma poi si sa che altre volte non è andata così. E poi il livello di interesse, quindi obiettivi e attività dell'attore, quanto in qualche modo le azioni progettuali determineranno effetti positivi e negativi sul suo mondo, quindi quanta motivazione avrà a partecipare. A 7 progetti di questo tipo si fa il partner tanto a titolo di cortesia, ma ce lo si dice anche, tu fammi il partner di qua, io faccio il partner di là e in qualche modo, vabbè, dammi solo una linea di progetto piccola e io ti faccio la comunicazione, no? Basta sapere, no? Senza dire faccio tutto e dopo non faccio niente, che non rispetto i tempi. Costruire la matrice di rilevanza è andare a vedere quello che abbiamo detto. Allora, se avrò un partner che ha molto interesse a partecipare, ma è poco influente, avrò uno stakeholder marginale di rilevanza B, in qualche modo. Se per contro avrà un interesse altissimo, alto, però ha poca rilevanza, influenza, è uno stakeholder chiave perché devo sostenerlo, no? È debole, è necessario coinvolgerlo nel momento in cui io vado a vedere poi che su di lui le cose cambiano, no? L'inclusione sociale, ad esempio. Poi crea occupazione, in qualche modo è uno stakeholder, no? Coinvolgo in qualche modo oppure il fatto ieri guardavamo il FES, mi vengono gli esempi di ieri più facili, il basso livello di occupazione dei ricercatori, no? Escono dalle università, abbiamo tanti ricercatori, poi c'è poco impiego in azienda, quindi se riesco col progetto ad aumentare i propri progetti finanziati che prevedono il distacco di un ricercatore in azienda, ho in qualche modo rinforzato la capacità di questi collaboratori eterni a progetto di diventare qualcuno, entrando in un'azienda e dando la loro partecipazione fattiva allo sviluppo dell'azienda. Quindi questo è un po' il gioco, questo è un po' il senso di questa matrice e vuole proprio andare a vedere che cosa è essenziale e che cosa non è essenziale. Quindi non serve avere tutti, basta avere quelli giusti. Questo è il senso. Elementi chiave del progetto quindi sono gli attori,
La partnership, abbiamo visto che posso essere lead partner, quindi capofila, oppure anche un esperto esterno, partner semplice, oppure faccio solo il pezzettino e stacco fattura, quindi faccio un servizio al progetto. Poi ci sono i fruitori e gli stakeholders. Il cosa, devo curare l'idea obiettivo generale, il quanto, le risorse disponibili e le risorse necessarie per realizzare l'idea, quindi il budget, quindi dovrò avere nello staff qualcuno che sa fare i budget perché non è facile, insomma è un attimo, poi ho un esempio, andiamo a vederlo. E il dove, appunto, il territorio. Allora, il territorio, al di là delle ristrettezze del bando, tipo la figurina che avete in mano, dice già che questo bando è per quelli che sono nell'area verde, cioè l'area mediterranea, e quindi già il bando decide in qualche modo dove potete trovare i partner. Altri bandi invece non lo dicono, vanno bene per tutti i partner europei in qualche modo, quindi la territorialità va definita in base, magari un attimino va completata dopo aver trovato i partner giusti. Oppure vanno di pari passo, nel senso che se io voglio lavorare con gli enti musicali e faccio il progetto culturale o Fenice, troverò i pari di Fenice, o lavoro col Conservatorio di Venezia, troverò i pari del Conservatorio nell'altra, e di conseguenza sarà il Conservatorio che mi dice con chi si sente, con chi fa magari progetti o scambio di docenti o qualcosa, insomma, o spettacoli. Mi dirà, guarda, lavoriamo bene con i francesi, invece non lavoriamo bene, e allora costruirò lì. Quindi in qualche modo partner e territori vanno assieme come esplorazione. Fasi strategiche, vabbè, senza, insomma, creazione del partenariato, divisione dei ruoli, perché poi chi fa cosa, quello è difficile, le lettere di intenti e i contratti di partenariato. Queste qui, lettere di intenti, poi le vediamo, insomma, nel momento in cui ricevo una proposta come partner, il capofila mi dice mandami la lettera di intenti, che così io faccio il fascicolo e avrò il modulo formulario, le lettere di intenti dei partner, ogni partner poi nel progetto ha il suo pezzettino e mostro che il rappresentante legale ha dato proprio la lettera di intenti per partecipare seriamente al progetto, non è che dopo finanziano, il progetto passa e non c'è più il partner. Insomma, ci sono vari passaggi per poi arrivare al contratto di partenariato che viene una volta finanziati. Realizzazione, quindi richiede anche monitoraggio e rendicontazione, la tracciabilità del progetto e dei risultati. Queste sono, guardate le parole evidenziate, poi leggerete con calma. Una consapevolezza necessaria, cioè giusto perché, come siamo con la pausa? Ci siamo quasi. Ok, va bene. Finiamo questa parte che è solo di logica, che così uno ha in mente il filo del percorso. È questo, non raccontiamocela. Le tappe principali del percorso di progettazione finanziaria sono provare, partecipare, presentare la proposta, avere un'approvazione. Percorrere tutte le tappe in un'unica circostanza è alquanto improbabile. Con un po' di impegno è possibile fare i primi due passaggi già la prima volta, cioè provare e partecipare, cioè riuscire ad arrivare anche a scrivere il progetto completo e presentarlo. È già un risultato. Stiamo diventando progettisti, piccoli progettisti crescono. Per cui già riuscire a presentare la proposta è spesso un risultato che non si riesce a raggiungere al primo tentativo perché a volte ci sono problemi col partenariato, no? Sembra che ci sia, dopo non c'è più. La probabilità che la prima volta si riesca ad arrivare alla terza tappa cresce costantemente se ci si aggrega un gruppo di partenariato, ovviamente. È comunque consigliabile partire subito, è sconsigliabile partire subito con l'idea di assumersi il ruolo di coordinatore, capofila, senza avere l'esperienza. Quindi abbiamo visto gli altri ruoli, no? Quindi la partnership avviene tra soggetti che si candidano ad ottenere una parte di finanziamento per realizzare una o più attività. Il lead partner, che è anche il beneficiario principale, che è quello che incassa e distribuisce e quindi tiene tutte le tabelline del budget. Avrà una tabellona Excel con su scritto Tizio, Caio, Sempronio, con le quote e le attività che devono fare, quindi i vari pezzettini, questo soldino per fare quell'attività. E anche il cronoprogramma in questi tempi. Quindi, insomma.
Per cui il lead partner è il soggetto che si assume l'onere di garantire la corretta esecuzione del progetto, paga pegno per tutti. Il suo coordinamento risponde nei confronti delle autorità indicate dal programma e ha l'incarico di rompere le scatole ai partner. Quindi ci sarà una persona del gruppo capofila che sarà l'addetto a star sotto agli obiettivi, a star sotto a comunicare che pezze giustificative devi portare, e quel viaggio lo puoi fare così, non lo puoi fare colà, col manuale pronto, no, non puoi prendere il taxi, devi prendere il treno, il volo, no, l'albergo così. Avrà sempre il manuale sotto, avrà una comunicazione costante con i partner per star sotto alle attività che devono fare, quindi anche per far sì che le facciano bene, non di facciata, perché a volte chi è partner è meno ingaggiato rispetto al capofila che ci tiene e che si espone. Per cui a volte il partner stagionato, chi fa progetti cartiera, dà partenariati e non si ricorda neanche più dove ha dato il partenariato. Per cui il capofila rompe le scatole a pieno titolo. La figura del project manager è fondamentale perché agli steering committee che avvengono di volta in volta, c'è il gruppo, magari avvengono prima di un evento. Come ciclo degli eventi c'è il kick-off meeting, che è l'evento di partenza, e poi di volta in volta può esserci un convegno tematico che viene preceduto dallo steering committee dei partner, in modo che si unisce, l'utile non ci si trova apposta solo per parlarsi tra i partner, si unisce a un pezzo di attività. Abbiamo detto che facevamo il convegno, abbiamo detto che facevamo la visita esplorativa, oppure in qualche modo che ci trovavamo per fare un pezzo di attività. Ci uniamo allo steering committee, che vuol dire anche fare il report e rendicontarlo. È avvenuta questa cosa. Abbiamo parlato, si è arrivati fino a qua, ci siamo ridivisi i compiti e adesso arriveremo fino a là. Questo è il verbale. Questo ha dei problemi, quell'altro ha suggerito così e colà. Quindi insomma lo steering committee si trova e guarda come sta il progetto, come si sviluppa. Quindi quello che volevo dire è che il project manager deve essere un diplomatico. Non può essere project manager semplicemente perché è più autorevole o ha più potere o cosa, deve essere, magari può esserlo nominalmente, ma poi deve avere qualcuno che è il vero diplomatico, perché nei gruppi di partenariato, quando le cose non vanno bene o un partner non sta sviluppando bene un'attività, va aiutato con diplomazia, sottilmente magari gli si fa capire anche che si è capito se ci è o ci fa, insomma, però non si può andare al conflitto, bisogna in qualche modo far funzionare le cose, perché altrimenti il danno è per tutto il gruppo, quindi si è insieme nella stessa barca. Qui cosa volevo dire? Fasi, categorie di spesa, annualità, il budget, insomma. Il rispetto di budget è requisito fondamentale per il riconoscimento della spesa, quindi criteri di ammissibilità. Costi ammissibili, questi sono un esempio, ma ogni bando porta le sue spese ammissibili: personale interno, il viaggio, l'attuazione progettuale, insomma cosa faccio dentro questo progetto, consulenze tecniche. Ad esempio il progetto che mostriamo dopo nella pausa è un progetto MED della scorsa tornata che parla di Blue Economy, economia del mare marittima, ma è un progetto di studio. L'ho scelto perché si fa presto, era un progetto di studio, quindi ha 2 work package, uno di gestione e uno di studio, insomma si fa presto a svilupparlo, quindi i costi saranno costi per attività connessa a quell'attività lì, devono avere la coerenza. E poi possono esserci in altri bandi interventi infrastrutturali, anche vedevamo ieri nel FAESR, o per acquisto attrezzature, oppure costi di traduzione e interpretariato, informazione e pubblicità. Tutti i costi collegati agli eventi in genere sono ammissibili, quindi oppure il sito, i Depliant, tutti i costi collegati alla comunicazione, ovviamente quelli. I controlli, ecco, a seconda del bando c'è la richiesta di avere un controllo, anche un autocontrollo del partner nei confronti del capofila quando gli manda i pezzettini di rendicontazione, cioè farsi certificare la spesa con un controllo di primo livello. Ad esempio,
dopo quando chiudo la presentazione ve lo mostro, controllo di primo livello, cioè sul sito di Veneto Innovazione ho scaricato un elenco di controllori di primo livello, di certificatori, uno va a vedere, se è un ente pubblico deve fare un po' la selezione con evidenza pubblica o comunque con paragone, se invece è un altro genere di organismo sceglie quello che in base alle offerte, conoscendoli, insomma così. Però vuol dire mandar via. Io sto mandando via la rendicontazione intermedia per avere un acconto di soldi. Il mio verificatore certifica che è in linea con quello che chiede il progetto e in qualche modo te lo mando. Anche il capofila è più rincuorato, che non deve stare lì a controllare tutto. Ha rotto le scatole prima, ma poi nel caso ci sia questa previsione va meglio. Condizioni generali da rispettare, ok, sono un po' più lunghe e in qualche modo le facciamo veramente veloci, poi le vedrete con calma, perché siamo alla fermiamo, per cui insomma dopo riprendiamo, va bene, sono un po' più dettagliate, così dopo riprendiamo mi segno, che guardiamo il budget. Allora, giusto per completare velocissimamente il percorso ragionato, il filo logico per la stesura del progetto, riprendo le ultime slide, ma solo proprio, essendo anche un po' più dettagliate, le passiamo veramente in velocità e poi potete vederle con calma. Abbiamo parlato dei costi ammissibili, dei controlli, siamo alle condizioni generali da rispettare e in qualche modo trasparenza, concorrenza, le spese giustificate, cioè ci vuole quella correttezza nello svolgimento del progetto che insomma è data per scontata, però non sempre poi accade che sia così. E poi soprattutto va prestata attenzione al fatto che ci sono i tagli di budget, per cui vale la pena essere un po' più precisi, un po' più minuziosi prima e ascoltare il capofila o comunque il financial manager piuttosto che ritrovarsi col taglio sulle spese per spese improvvisate o distorte, insomma. Anche lo scontrino parlante è una cosa in più rispetto allo scontrino muto, per capirsi, insomma. E poi il fatto di stare attenti a tutte quelle condizioni che sono nei bandi e che prevedono di conservare la documentazione per almeno 5 anni, nel caso anche poi di immobili, attrezzature lo stesso, anche Regione Veneto, per dire, a livello di fondi insomma gestiti indirettamente, fa queste verifiche anche a distanza di tempo sugli investimenti fatti, per cui paradossalmente bisogna tenere anche il computer rotto in garage, insomma, è meglio tenerlo con la sua fattura. Possibilità di controllo fino a 5 anni dopo e gravi irregolarità, ok, insomma c'è il taglio e la revoca del contributo e la restituzione, per cui dove se si parla di fondi indiretti che si va bene a verificare nel sito di Regione Veneto si vedono le graduatorie, le domande ammesse, le domande finanziate e anche il numero delle domande revocate, se guardate sulla programmazione 2007-2013. Solo 2 concetti, giusto poi per vederveli con calma quando avete le slide. La rilevanza, autovalutatevi il progetto quando l'avete completato con gli occhi di un potenziale valutatore. La rilevanza, cioè quanto corrisponde la proposta agli obiettivi dell'azione, quanto aderisce rispetto al target, anche va bene per il target, cosa ho scelto, studenti, operatori della formazione, con chi sto operando. Chiarezza nell'identificazione dei bisogni e degli obiettivi, degli organismi e degli individui coinvolti, quindi anche i partner devono essere in linea con i propri obiettivi. Sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle abilità dei partecipanti, insomma trarre anche in qualche modo, tirare le fila di quella che è l'arricchimento, il percorso di arricchimento degli operatori che partecipano al progetto. Gli operatori intermedi a volte sono i BIOS, no? A volte nei progetti per le imprese ci sono i Business Intermediate Operators, i BIOS, che sono loro stessi oggetto di formazione per migliorare poi il servizio che fanno verso l'esterno. Per cui insomma in qualche modo tener conto di questo. Il valutatore guarda anche la qualità, cioè come è stato costruito, come sono fatte le fasi di lavoro. Ecco, e su questa cosa poi entriamo subito a vedere un esempio di progetto, in modo che possiate dare un occhio proprio all'architettura geometricamente, cioè vedere quante fasi ci sono, come sono distribuiti gli obiettivi con i partner, come sono distribuite le risorse, il bilanciamento proprio nelle responsabilità.
perché stride subito agli occhi di un valutatore, no, il partner che magari non è adeguato per quel tipo di attività, o il partner che deve fare una po' di attività molto strutturata e mette solo una persona e non paga neanche un esperto esterno. Insomma, sono cose che dopo mettono a rischio l'impianto complessivo. E poi giustificare bene proprio quello che questo progetto andrà a fare come disseminazione. Questo è importante, e vedrete nel progettino che mostro c'è proprio il capitolo finale dedicato a spiegami come diffonderai i risultati, e quindi il valutatore guarda anche se hai scelto le misure adeguate, cioè se vai a spedire tutto per posta ormai non hai no, 0 punti, insomma devi in qualche modo evolverti e raggiungere i tuoi destinatari nel modo più adatto a quei destinatari, possibilmente in maniera evoluta e sostenibile. E poi guardano anche la sostenibilità del progetto dopo la sua chiusura, quindi gli effetti di lungo periodo sui partecipanti e sugli organismi coinvolti, e i benefici ad organismi diversi, altri che sono entrati in contatto col progetto. Quindi tutto questo nella relazione finale va scritta, perché aiuta proprio a reggere gli indicatori anche dell'ente finanziatore, insomma. E in qualche modo, vabbè, questo insomma, si tiene conto anche degli ostacoli, come si diceva, no? E si va a mappare, no, nell'analisi SWOT punti di forza, di debolezza, opportunità, rischi. Per i rischi si va a vedere, insomma, quali informazioni mancano, quali dinamiche temporali differenti possono interferire, no? Partner che lavorano con tempistiche diverse, con metodi diversi, con organizzazioni diverse, ruoli deboli, risorse finanziarie, difficoltà connesse al tema oppure agli attori del progetto. Meglio definirle piuttosto che ignorarle. Per finire diamo un occhio, ecco, è l'ultima slide di questo percorso logico, agli enti che possono dare una mano, insomma, nel trovare partner o comunque ovviamente nello strutturare l'idea. Prima di tutto ci sarà il sito del programma di riferimento, se ne avete già uno in mente per assonanza. Se parlo di ambiente sarà LIFE, oppure se parlo di ambiente ma in modo di avvicinarmi agli obiettivi di una politica regionale sul territorio del Veneto, andrò a vedere il FESR con l'asse, insomma, dedicato proprio agli investimenti per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, oppure agenda di, come si dice, lo sviluppo in qualche modo anche dell'ICT, di tutto quello che può essere utile nella smart, insomma, nella gestione smart di tutte le attività. E quindi prima di tutto il programma, il work program, i database dei progetti passati, poi ovviamente nel sito delle autorità di gestione, qui cito solo il sito generale di tutte le autorità di gestione, perché poi possiate andare a vedere, no? Managing Authorities, inserendo proprio il paese, e vi viene fuori dal sito dell'Unione Europea proprio l'autorità specifica per il progetto di volta in volta che vi interessa. In questo sito è spiegato anche proprio come si sviluppa la politica regionale, che in qualche modo arriva poi anche ai progetti di cooperazione transnazionale. Devo bloccare là, l'avevamo detto. Quindi io per bloccarla devo tirarla su e giù, oppure no. Allora, torno qua. Dove? Qui? Attiva? No. Avevamo proprio chiuso? Ok. Allora vado col Chrome. Un attimo solo che facciamo le 3 volte F10. Ok. Ma alla terza va? Alla terza va. Quindi passo un po' da un sito a un altro per mostrare. Quindi qui vedo sia le autorità di gestione in questo sito, sia la politica regionale. Avvicinatevi un pochettino alle logiche dell'intervento. In questo caso c'è anche l'italiano, eccolo qua, che così non ho bisogno di diventare matto. Insomma, nel sito dell'Unione Europea c'è quasi sempre anche, insomma, la possibilità di selezionare questo. Se voglio avvicinarmi ad un punto europeo di contatto sul mio territorio, posso avere o
la rete Europe Direct, che va molto bene per capire proprio, ci sono servizi vari sui territori, sia come iniziative che arrivano dall'Unione Europea, sia come possibilità di agganciare altri progetti che si muovono, soprattutto per le associazioni che lavorano su cultura, educazione, il fronte anche di Erasmus+, insomma, può essere utile. Quella che conosco meglio io ve la segnalo, giusto perché, allora ne aggiungiamo una qua, Comune di Venezia, si fa prima trovarlo così. Cioè fanno molte iniziative di formazione e quindi vale la pena un attimino sentirlo e capire, parlare anche con la referente Francesca Vianello, che è bravissima e molto appassionata, per cui insomma è proprio una rete che si occupa di fare informazione sull'Unione Europea. Però ha il taglio prevalente di cittadini, associazioni, non profit, cultura, formazione. Se voglio andare sul taglio imprese, allora, questo era Europe Direct Venezia, vediamo qua, Eurosportello Veneto. Ecco, questo è molto utile perché è appunto l'antenna Enterprise Europe Network e anche Veneto Innovazione è Enterprise Europe Network, quindi sia Veneto Innovazione per quello che riguarda la spalla alla Regione Veneto sul fronte progetti di innovazione. Eurosportello Veneto invece dà ampia diffusione, proprio la sua funzione è parlare alle imprese soprattutto, ma anche ai cittadini, di cos'è l'Europa, di come si fanno i progetti comunitari e come si trovano i partner. Quindi se io voglio trovare la banca dati esperti per inserirmici, vado a vedere qui. Se voglio trovare bandi e finanziamento, lo posso vedere anche qua. Ho servizi, ho gli avvisi e la ricerca partner non la vedo più. Un attimo, ma so che c'è, eccola qua, ricerca partner. Quindi al limite, ecco, cooperazione di aziende straniere, ricerche partner, invia la tua richiesta. Questo è uno dei network. Un altro network che passa anche attraverso di qua è lo sportello Apre, più per l'innovazione, insomma. Molto utile per trovare i partner è LinkedIn. E addirittura Facebook, ci sono gruppi su LinkedIn, uno mette voglio fare il progetto Erasmus, partner research e viene fuori chi invece sta gestendo in qualche modo, c'è questo passaparola adesso sui social media. Quindi Enterprise Europe Network è una rete europea, di volta in volta diciamo sostiene tematiche diverse, quindi anche l'internazionalizzazione e lo sviluppo di impresa, è finanziata nell'ambito di quel pacchetto di fondi che si chiamano COSME, che hanno una parte di bandi che va direttamente alle imprese con le call e una parte invece che va a sostenere proprio la competitività delle imprese, programma COSME, ma attraverso la rete Europe Enterprise Network. E quindi vale la pena di tenere d'occhio se ci sono newsletter, farsi arrivare insomma le informative. Come Eurosportello Veneto, quello che poteva essere importante era anche la banca dati esperti, mi ha detto le consultazioni e il corso, ma è tanto che non lo fanno, l'Euroformazione, ma il forum aiuti di Stato, se qualcuno opera sul fronte degli aiuti di Stato c'è tutto un domande e risposte utili se non si capisce un concetto, insomma. E bandi e finanziamenti, i servizi, insomma, prendete contatto anche per richieste generiche, insomma, sono preposti. Per cui, chiudendo questo, andrei invece al sito questo, per aprire e anticipare. Questo è il sito Regione Veneto, ma distaccato dal sito Regione Veneto istituzionale che è blu per capirsi, e come ieri abbiamo visto il sito Tavolo Partenariato FESR, vuol dire che gestisce con un sito a parte tutto quello che riguarda quell'attività là e il coinvolgimento di chi è interessato a quelle opportunità là. Col sito Cooperazione Territoriale, CTE, Tavolo Partenariato CTE, è tutta la cronistoria di come la Regione contratta con la Commissione Europea il suo pacchetto fondi da gestire sul fronte cooperazione territoriale, che può essere interregionale, transnazionale, insomma, sono cooperazione territoriale, avvicina direttamente i territori degli stati, come il MED, ad esempio, che rientra, vedete qua, nell'ambito di tutta questa programmazione. Adrion, quello che citava prima Borrelli, Alpine Space, anche qua no, si innesta la strategia in qualche modo EUSALP che va a rinforzare, a usare gli strumenti di Alpine Space su un'area regionale. Prego. Per quanto riguarda il territorio, no? Ho letto che praticamente viene un po'
Alto Adige mi sembra che sia un po' fuori da queste, no? Da queste tematiche, perché ho visto che il Fondo Strutturale Europeo, per esempio, che ho lavorato nel Veneto e in altre regioni d'Italia, invece è poco operativo, non è operativo nel Friuli Venezia Giulia e nel Trentino Alto Adige, mi sembra, per il fatto delle autonomie che hanno. Può essere che sia, sì, non so esattamente il confronto, non sono in grado di dirle, però potrebbe essere un valido motivo per avere un attimo di differenza, insomma, nella gestione dei fondi, perché c'è sempre comunque un accordo di partenariato a livello nazionale Italia, e dal PON nazionale poi scendono i piani operativi regionali, e quindi ci sarà un bilanciamento anche a livello nazionale di quello che hanno questi territori con altre vie, quindi insomma sicuramente è così. Per cui andate a vedere in qualche modo, ecco, il Central, Alpine Space avevano avuto la prima chiamata per idee progettuali in primavera, e adesso insomma chi è passato presenta l'idea completa, e poi quindi i nuovi bandi si vedranno anche il prossimo anno. Grossi fondi arriveranno sull'Italia. Croazia, stavo indicando Austria, sì, Italia-Austria è consolidato, e su Italia-Austria Messner ci ha fatto tutti, no, o comunque con gli Interreg si sono finanziati percorsi nelle Dolomiti, pensate all'applicazione di questi fondi, no? Italia-Croazia invece è proprio nuovo, perché la Croazia è di neo ingresso nell'Unione Europea ed avrà molti fondi, adesso non ricordo la cifra, volendo c'è già fuori la bozza di programma operativo che gira, insomma, per chi volesse cominciare a vedere, e anche qua si parla di innovazione collegata al mare, comunque è ad ampio spettro, non solo sul mare, ma comunque coinvolge ovviamente i territori frontieri come transfrontaliero. Italia-Slovenia è consolidato, e noi andiamo un attimo a vedere il programma Interreg Med, che comunque ha la sua, qui ci sono ancora i dati del 2007-2013, però aperto il primo bando Med è quello che in qualche modo ho detto dai, facciamo la schedina, in qualche modo diamo avviso, ovvio che la scadenza del 2 di novembre è una scadenza che non vi consiglio, insomma, è un esercizio, anche perché poi chiede di completare la documentazione entro il 4 novembre, e qua si va a lavorare appunto sugli assi innovazione, trasferimento tecnologico, ma anche abbattimento proprio, economia a bassa emissione di carbonio, oppure natura e cultura. Quindi ci sono diverse possibilità. È un bando questo qui che è più di interesse per magari enti pubblici che coinvolgono poi le associazioni, e in qualche modo se ci sono associazioni interessate devono potenziare il proprio peso, fare rete e trovare l'associazione pubblica che in qualche modo accolga l'idea e la sviluppi, se vogliamo. Sì. Eccolo qua, c'era già. Ecco, giusto per la questione delle schede che vi abbiamo detto, ovviamente questa scheda che vi è stata data di esempio non riguarda un po' il tema di oggi, era solo esemplificativa, e tra l'altro la scadenza così a breve termine ovviamente non è una strada percorribile, ma era solo a titolo di esempio. E questo servizio delle schede che abbiamo messo in piedi lo potete ricevere via mail, basta andare appunto sul mio sito, sulla sinistra, se togli un attimo il cookie, metti accetta, ok, in fondo vedete sulla sinistra qui c'è iscriviti alla newsletter, se cliccate là e mettete il vostro indirizzo mail, anche questa è una cosa che mi avete suggerito voi con i vostri feedback, l'abbiamo creata, c'è la possibilità di iscriversi a questa newsletter, vi vengono mandate le schede, mano a mano che le costruiamo vi arrivano direttamente via mail, in modo che vi arrivano per tempo, e ovviamente sui temi che poi vi interessano potete muovervi per tempo. Quella di oggi è ovviamente un esempio giusto per fare un po' di pratica e per capire un po' come funziona. Anche per abituarsi alla panoramica di cosa serve, questa linea qui cosa finanzia, per capire un po' le differenze finché arriva quella giusta, insomma. Perfetto, okay, torniamo questo pure sì. Grazie. E quindi questo è il sito di riferimento dove si troverà tutto, però effettivamente poi si va anche in qualche modo, eravamo su Italia-Croazia adesso, no, io volevo andare sul Med, un attimo solo. Allora, aperto il primo bando Med, ovviamente dopo fa rinvio anche all'Interreg Med, per cui c'è il sito Interreg Med. Allora, è distinto perché allora quello nuova programmazione, vede direttamente la pagina aprirsi sul primo bando. È interessante invece, volevo ricollegarmi alla pagina di quelli vecchi per vedere il database progetti, quindi insomma partiamo col metodo che ci siamo preposti, e quindi qua trovate tutto.
Però andiamo ad aprire, vediamo se me lo fa aprire adesso con sta storia. Ci provo, un attimo che... Allora, no, questa è quella che avete. Vabbè, proviamo da qua. Questa è la pagina che segnala l'apertura del bando. Sì, l'ha preso. Quindi questo è il programma MED e se io vado dentro il programma di cooperazione questa è collegata alla vecchia programmazione, però fa da trade union, per cui posso vedere sia il 2014-2020, sia posso andare a vedere i progetti passati. E c'è un database progetti che adesso in qualche modo, questo è il nuovo sito internet, che parla direttamente, vedete, è quello nuovo, quindi hanno fatto una divisione. Questo è il bando aperto e trovate direttamente tutta la modulistica. Qui vedete sotto proprio in qualche modo, allora, vogliamo tradurla, vediamo cosa viene fuori. Ok. Non lo so se la prende. Sì, la prende, per cui insomma vedete che si risolve anche il problema della lingua. Dopo sono terminologie un po' maccaroniche come traduzioni, ma si capisce. Per cui il bando che avete nella schedina interessa i primi 3 assi, per cui si va a vedere in qualche modo, adesso non potendo focalizzare su tutto, ho portato un esempio di crescita blu dalla vecchia programmazione, in modo da vedere se non altro cos'è questo argomento. Però le specifiche, appunto i sottotemi sono crescita blu, crescita verde, industrie creative e culturali e innovazione sociale. Vuol dire che i progetti possono lavorare su questi temi e così asse 2, asse 3 e c'è anche la divisione dei fondi che vedete nella scheda. Vado un po' veloce perché mi ha dato l'input e anche perché voglio dare priorità anche a vedere un attimino il progetto. Per cui la cosa importante col metodo che abbiamo visto nella prima parte è vedere soprattutto che cos'è l'Interreg, cos'è il programma, le strutture di gestione, no, abbiamo parlato, con chi devo interfacciarmi. Vabbè, insomma, verranno fuori tutte, eccole qua, l'autorità di gestione, il segretariato congiunto, i punti di contatto nazionali, le autorità di certificazione e via. Quindi darò un occhio a quali sono i miei controllori, no? Poi andrò a vedere, eccolo qua, il database progetti della scorsa tornata, database progetti della scorsa tornata, in qualche modo... vediamo se lo prende. Dall'altro link che avevo si apriva subito. Cioè, ci torniamo dopo col progetto. I risultati dei progetti MED per vedere a cosa tendono e poi cerco di capire cos'è cambiato. Per cui nella nuova programmazione è cambiato in sostanza il modo di pensare ai progetti, nel senso che questi progetti modulari prima non c'erano e in qualche modo danno la possibilità di fare anche progetti un po' più piccoli ma modulari, nel senso che posso prevedere un'azione di studio oppure studio e sperimentazione, oppure studio, sperimentazione e capitalizzazione, che vuol dire in qualche modo consolidare i risultati, diffondere le buone prassi, quindi occuparmi proprio sul lungo periodo della cosa e in qualche modo è una soluzione quella dei progetti modulari utile. In ogni caso il raccordo avverrà per forza perché il prossimo bando sul MED sarà il progetto orizzontale, cioè ogni progetto che passerà sul piano modulare verrà imbrigliato dentro una cordata di progetti orizzontali, quindi ci sarà un progettone orizzontale che per esempio collega tutti quelli della Blue Economy, questo lo dico io, logicamente no? Mi aspetto che magari appunto ci siano questi progetti orizzontali che uniscano o per contenuti
contenuto o per tipologie di attività o per aree, insomma. In qualche modo vogliono che il MED abbia un risultato generale leggibile e coordinato, e quindi nella loro testa i valutatori terranno d'occhio questa cosa, perché sarà importante anche strada facendo, dopo che saranno usciti i progetti orizzontali, vedere di cosa parlano i progetti orizzontali per pensare ai nuovi progetti successivi, in modo che i modulari possano in qualche modo cogliere l'esistenza di un orizzontale a cui agganciarsi. Non so se mi sono spiegata, insomma. Però tenere d'occhio lo schema, leggerlo, rileggerlo, insomma, è importante verificare tutte le informazioni. Qua ci sono anche i materiali del seminario sui progetti orizzontali che è stato fatto poco tempo fa, mi pare, in Spagna. E poi la cassetta degli attrezzi con gli strumenti. C'è la web community, insomma, vi invito a dare un occhio. E volevo sul fronte, visto che abbiamo molto poco tempo, passare all'analisi di un progetto appunto che avevo portato, che, concludo, scusate, questi sono i documenti che trovate nel sito, quindi come prima call, casomai ve li spediamo, così li avete tutti riuniti, abbiamo appunto il manuale, il programma, quindi per l'applicativo, insomma, vedete l'indice, c'è la procedura per i progetti modulari, per quelli orizzontali, cosa prendere in considerazione prima di compilare il formulario, creare l'account per il lead partner che deve entrare nel sito e fare il suo account per gestire, creare la proposta progettuale, quindi guida molto bene, insomma è molto logico il MED come progetto, l'avevo così tra tanti, ho detto vediamo questo che almeno ha un manuale fatto proprio in maniera molto logica. Qui ci sono i dati, le slide di presentazione, vedete, ogni tanto fatemi segno se non appare più, perché non mi giro. Questi sono i territori coinvolti in 13 stati e anche i 3 paesi candidati possono partecipare e loro usufruiscono dei fondi IPA per la preadesione, mentre i 13 stati membri hanno fondi della politica di coesione e quindi FESR per capirsi. E quindi tutto quello che sono aree azzurre sono i paesi membri. Ovviamente, senza perdersi in indicatori e cose, queste sono le cifre, quindi su tutta la programmazione 2014-2020 abbiamo 224 milioni di euro e per i paesi in preingresso 9 milioni di euro come fondi, finanziato all'85% appunto per i partner. Allora, qui abbiamo lo schema che abbiamo visto, progetti modulari, ma vado veloce perché li avete anche nella schedina, quindi studi e in qualche modo sperimentazioni, abbiamo la possibilità di unire diversi tipi di attività. Sempre, ecco, questi sono l'approccio integrato del programma MED, cioè l'attenzione a 3 tipi di area, no? L'area, se vogliamo, anche dà già un'impostazione al progetto, se si vuole, insomma, scegliere di stare a lavorare sulle aree costiere, allora lì poi posso però anche darci il taglio, se voglio dare il taglio più culturale o il taglio creativo, il taglio della Blue Economy, vado comunque a scegliere quel tipo di approccio. Aree urbane come centri di innovazione socio-economica e di attività, le isole e le aree rurali, quindi danno già un'indicazione. E poi io ve li lascio con calma perché siamo in chiusura, ci sono gli assi prioritari, per cui avete le slide con tutti gli assi prioritari, quanti soldi ci sono, tenete conto che questi dati sono però per tutto il settennato, che non è più settennato, ma insomma 2014-2020 ormai insomma siamo partiti. Quindi questa ve la mandiamo come presentazione, avete anche un glossario. Il programma, il manuale, avete il glossario MED per capire poi se nel manuale non capite qualcosa, che cosa si intende per activity, vedete quello che vi ho spiegato prima nella tabellina dei nonni, è un po' così le varie terminologie che possono aiutarvi a capire meglio come compilare il formulario e poi appunto il programma soprattutto che abbiamo detto, il programma base. Questo qua. Allora, io andrei a vedere proprio solo per apprezzare il filologico di un progetto, questo progetto elementare che era della precedente, guardate, chiudo tutto così non ho più bisogno, siccome siamo in chiusura, dopo ci sono le domande, vediamo se riesco ad aprire senza...
la documentazione del bando, quindi nella scheda avete tutti i link poi per vedere, insomma. Chiudo anche questo e apro un attimo il programmino. Corinthos, ne avevo selezionati 2. Allora, di uno guardiamo velocemente solo il Depliant che avevo messo dentro per vedere che tipo di attività è stata fatta dalla Camera di Commercio sul MED e riguardava la proprietà intellettuale. Quindi è comunque MED area mediterranea, ma in questo caso è proprio geograficamente ha coinvolto i paesi, però dai valore al tuo business, era un'attività per potenziare appunto le analisi, ricerche, marchi, brevetti e quant'altro, preparare le aziende all'open innovation, insomma, questo era un tipo di progetto che, giusto per togliere il preconcetto che bisogna parlare solo di mare, insomma, e come scheda progettuale avevo cercato di fare un riassuntino così velocemente. Ecco, questa era l'analisi dei progetti passati, il sito di riferimento. E la partnership era una partnership pubblica, quindi un po' un progetto tecnico se vogliamo. E dopo c'erano gli observer associati, però erano molto autorevoli, quindi insomma è passato soprattutto per quello, insomma, perché però il senso era incentivare la competitività. Quindi nel MED avete visto c'è anche la linea per la competitività delle imprese e curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti. Qui erano i famosi BIOS, i Business Intermediate Operators, coloro che devono aiutare le aziende poi ad applicare insomma quello che viene promosso nel progetto. E poi c'era la sperimentazione dei casi pilota, la diffusione dei risultati e la continuazione della fornitura di servizi anche dopo il progetto. Quindi questo era un po' il senso delle attività. Target di riferimento erano in primis gli operatori, quindi era per migliorare il servizio offerto, poi le PMI dei settori pelle, arredamento, calzature tessile, agroalimentare e via. E quindi le attività cosa hanno fatto? Cosa abbiamo fatto qua dentro? Censimento dei servizi offerti in tema di PMI nelle aree coinvolte e poi sviluppo di 5 servizi innovativi negli ambiti della proprietà intellettuale, poi riqualificazione e aggiornamento del personale, sperimentazione di queste azioni pilota, valutazione dei risultati e comunicazione. Quindi ad ogni attività corrisponde un work package e dentro lì ognuno ha il suo compito e in qualche modo si va a lavorare con la logica di cui abbiamo parlato prima. Sul Corinthos avevo messo un po' più di materiali, giusto solo per aprire e chiudere in velocità perché siamo alla fine, quanto mi dà, solo per avere l'impressione del progetto, così che non sono tutti, sono molto di più i documenti di un progetto, però insomma giusto per vederli passare. In termini di tempo abbiamo i documenti di adesione, no? Si lavora assieme, questo progetto, scusate, prima guardiamo la scheda così vediamo il riassuntino. Progetto Corinthos parla della Blue Economy ed è un progetto che potete anche consultare nel sito proprio del MED, dell'archivio progetti, perché è un progetto di studio, quindi può essere utile prendere gli studi fatti e i materiali che hanno usato per metterlo nelle premesse se fate un progetto sulla Blue Economy. Lo stesso con gli altri progetti dell'archivio MED, se decideste mai di partecipare al MED, rimpastate, prendete i dati degli studi, delle ricerche utilizzate in quel progetto per fare lo sviluppo. Quindi progettazione e sviluppo vuol dire guardo dove sono arrivati e vado avanti. E si dà continuità e si rende utile anche il progetto che è stato chiuso in qualche modo. Citarlo, ecco, quindi allinearsi. Questo parlava di distretti del mare a supporto della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo dell'economia imprenditoriale marittima. Spagna, Italia, Cipro e Grecia. Obiettivi: potenziare il ruolo dei distretti marittimi, ma prima di tutto capire cosa sono e se esistono. Economia del mare, Blue Economy, tramite una specifica metodologia di ricerca e sviluppo sui settori imprenditoriali che interessano le aree coinvolte. Vuol dire, proviamo a definire i cluster, esistono, chi lavora attorno all'economia del mare? 12 mesi, si è chiuso a giugno 2015, finanziato al 100%, questo era. La proposta progettuale punta alla creazione di un network tra distretti e centri di ricerca per supportare i bisogni di innovazione e ricerca delle aziende che operano nella Blue Economy. Blue Energy, nautica, acquacultura,
biotecnologie, tutto quello che è legato ai prodotti del mare. Volendo si può fare, ecco il bando nuovo parla anche di turismo marittimo, economia marittima e turismo marittimo, si può anche cercare di capire come spostare il tiro. Tra le azioni finanziabili ci sono studi di fattibilità che possono dare indicazioni su come finanziare la crescita blu, combinando strumenti finanziari diversi, quindi garanzie, prestiti, capitali di rischio, a sostegno delle PMI del settore, cioè come possiamo aiutare la crescita del settore. Questi sono i partner, poi ci sono degli associated partners che sono molto quotati e che fanno la differenza, poi li vediamo nel dettaglio, perché appunto sono invitati a far parte del progetto grazie alle loro peculiarità e a conoscenze nel settore marittimo, che costituiranno il comitato scientifico. Quindi in ogni buon progetto c'è un comitato scientifico di chi può fornire dati, informazioni, insomma gli esperti che in qualche modo rendono anche più autorevole il progetto. Ogni partner ha tirato dentro un observer o comunque un esperto, un organismo esperto, la Camera di Venezia aveva tirato dentro la Federazione Italiana del Mare. Il cluster nazionale marittimo riconosciuto a livello europeo dalla rete urbana dei cluster che ha dato il contributo nella valutazione della matrice tripla erica della Blue Economy Maps. Vabbè, insomma, questa è la partnership, ognuno ha il suo ruolo, materialmente, documenti di adesione, abbiamo un applicativo di progetto che è presentato dal partner e poi la lettera di commitment che dice ok ci sto a fare il partner in impegno e poi vabbè la dichiarazione sugli aiuti di Stato. Dopo ci sono altri foglietti ma questi erano un po' i tre più importanti. Questo è l'applicativo di progetto, application form, c'è il titolo, la versione che è stata presentata e vedete l'indice in qualche modo riunisce, no, come viene identificato il progetto, qual è la partnership, la lista dei partner, le tipologie. Qua siamo tutte nell'idea generale, nell'informazione generale. Poi andiamo nelle informazioni, negli obiettivi specifici e nelle attività. Poi chiedono di mostrare anche i principi orizzontali, cioè se tutta la programmazione comunitaria da sempre, dalla nascita dell'Unione Europea e in qualche modo nei progetti di partenariato mira a portare avanti anche obiettivi trasversali che sono non solo rendere i territori economicamente e socialmente più simili, perché dobbiamo avere un mercato unico nella direzione della moneta unica per tutti, questo è sempre il percorso ideale, per cui territori uguali possono avere una moneta uguale, no? L'abbiamo anche sperimentato dolorosamente, però anche deve essere simile il livello di cittadinanza, per cui trasversalmente viene sempre chiesto un'attenzione alle pari opportunità, in tutti i sensi, non solo di genere ma anche insomma nell'inclusività anche delle fasce più a rischio di emarginazione, nell'inclusione sociale e l'attenzione all'ambiente, quindi ambiente pari opportunità dove metteteci una declinazione del progetto che possa avere una sua cosa. E poi via, guardando velocemente proprio solo perché aiutare, allora, informazioni generali, c'è il titolo, vedete, alla fine è una tabellina nell'applicativo da compilare, il titolo, l'acronimo, no, Corinthos è molto carino, molto med, e viene dato il numero al progetto, la partnership, il paese, la zona di eleggibilità, l'area. Qui era capofila appunto la Spagna, in questo modo la Venezia ha dato solo il partenariato e ha collaborato alle attività. Per cui prima di tutto c'è il capofila, no, vedete, la Camera di Siviglia, poi c'è il distretto, il cluster delle Baleari, delle isole Baleari che parla del mare, e poi Venezia, poi c'è l'istituto proprio sul Mediterraneo orientale, quindi un centro studi, se vogliamo, quindi una no profit, vedete c'è anche il legal type, non profit organization, associazione, può essere partner e ha la sua linea di budget, è di Cipro e quindi farà la sua parte legale rappresentante, poi praticamente un ente di ricerca, l'Università dell'Egeo dalla Grecia, non profit organization e via così. Dopo la presentazione dei partner si va a vedere la tipologia della partnership, quindi insomma in qualche modo che cosa fanno, l'operatività,
e vengono identificati meglio nei dettagli con queste informazioni, no? Cos'è pubblico, privato, altra autorità. E poi viene chiesto il pedigree, cioè la partecipazione ad altri progetti finanziati dalla cooperazione territoriale, ETC, no? CTE, oppure da altri programmi. Dimmi che esperienza hai. Per quello è importante avere il capofila strong e qualche partner strong, e dopo magari ci si mette, magari l'idea è nostra, però ci si mette come aiutante in campo, ecco, che allora il pedigree lungo, insomma, aiuta in qualche modo. Ho fatto questo, ho fatto quell'altro, il filologico dei miei progetti. Vedete, anche il cluster delle Baleari nel suo piccolo ha fatto l'ecolagune, ha fatto i suoi progetti, insomma, sul mare. E via, ognuno spiega quello che ha fatto, cerca di dare un peso, insomma, alla motivazione, e dopo si arriva a spiegare velocemente, sono andata oltre, no, siamo qua, le informazioni specifiche, quindi basta parte generale, breve sommario, in qualche modo qui siamo al problema, no? Quello che dicevamo all'inizio. Obiettivi specifici, no? Abbiamo già in qualche modo tipo di azioni, un po' quello che abbiamo visto, no? Metodologia generale che si sceglie, perché poi qua, essendo un progetto di studio, bisogna dire sto studio se è fatto su e via o se ha una metodologia, e loro si sono inventati il modello ELICA, che dopo vedremo, insomma. E poi praticamente risorse esistenti che possono essere riutilizzate, quindi termodinamica, sempre valido il primo principio, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E rilevanza della partnership, perché noi riusciamo a fare bene questo lavoro? Perché noi siamo Tizio, Caio e Sempronio e siamo esperti di questo, oppure siamo molto motivati per un buon motivo. Rilevanza transnazionale, spiegare bene anche questo, le prospettive, gli orientamenti, i famosi principi orizzontali, quindi ambiente, l'incidenza del progetto sull'ambiente e le pari opportunità, che anche qua dice elegantemente, se la giocano, dice anche se il progetto non mira specificatamente alla promozione delle pari opportunità, però nevertheless, insomma, si impegna ad stare attento in tutte le attività, quindi non lasciatelo bianco, ecco. Working plan, queste sono, è lo sviluppo, l'impianto, quindi i famosi work packages. I cassetti, no? I blocchi, le scatole di attività, work package, scatole di lavoro, e in qualche modo hanno un inizio e una fine, sempre come attività, e per questo motivo poi è utile un cronoprogramma. Quando chiudo questo file riesco a mostrarvi, non riesco assieme. Descrizione, cioè cosa si fa in questa parte che in qualche modo è la parte preparatoria delle attività, la mettiamo in capo a Siviglia che è il capofila e quindi prepara, organizza, fa per tutti. Poi c'è la parte amministrativa, la gestione amministrativa, e poi abbiamo la componente tecnica, quindi si arriva al dunque e si comincia a studiare. Il Work Package 2 comincia a parlare dei contenuti di progetto in maniera più ravvicinata. Quindi adesso non voglio perdere tempo, ma è utile vedere perché si riduce anche la mole, no, di quello che uno pensa possa essere. È una tabellina piccola e molto spesso i caratteri, c'è il carattere massimo 2000 caratteri, punto, non ne metterà. Quindi working plan, e dobbiamo proprio vedere il chi fa cosa. Quindi anche qua poi si va a vedere esattamente, no, i vari partner cosa fanno. Le mappe della Blue Economy, chi le fa, insomma non voglio perdere tempo su questi dettagli, insomma. La gestione, il management del progetto e la valutazione. Che tipo di valutazione interna e esterna? Come si sceglie? Vogliamo fare la validazione? Insomma, c'è la scelta, no, su quello che si diceva prima, i livelli di controllo. Timetable, quindi un cronoprogramma, ne ho un altro, al limite ci sono vari modelli, però per ogni componente di progetto devo guardare, dare un nome alla fase, insomma, e dire in questi 3 anni di progetto quando è che si fa, quando è che si sviluppa. Ci sono altri modelli che colorano le tabelline, insomma. Questo è un progetto basico perché è di studio, quindi ha preparazione, amministrazione e componente tecnica. E poi qua ci sono gli indicatori, perché allora i famosi indicatori devono andare bene e quindi devo vedere se ho coinvolto istituzioni europee nelle attività sperimentali, nelle attività pilota.
oppure insomma autorità locali e regionali che ho coinvolto, il settore privato che ho coinvolto come network e via. E ho messo, questo progetto qui ha messo tutti i parametri quantitativi, cioè numeri, quanti ne hai coinvolti, quanto hai fatto. Per finire con quello che dicevamo, no? Alla fine, prima dicevamo, ti chiedo anche tutto sto lavoro qui se te lo tieni nel cassetto o se torna utile per qualcos'altro, come lo diffondi, come lo comunichi e vado a valutare, no? Nei famosi parametri di valutazione che erano le ultime slide, se è coerente col target, cioè come decidi di fare la pubblicità e la capitalizzazione del progetto. Queste buone prassi devono girare, questi studi devono essere visti. E quindi chiede un capitolo specifico. E poi si passa al budget, quindi ognuno ha la sua parte di budget, e chiudo perché altrimenti sforiamo di brutto anche oggi come ieri, però insomma giusto per capire, il walking plan, quindi vedete costi di staff, beni durevoli, beni di consumo, spese di viaggio e molti servizi, perché appunto servizi di studio. External expertise, il famoso consulente che mi fa un pezzo dello studio perché mi studia la matrice elica, promozione e via. Questi sono, poi vedete il dettaglio per ciascun partner, quindi ciascun partner ha il suo budget. È finito perché sono, mi pare, 60 pagine esatte, quindi era solo per limitare l'ansia da progetto. 60 pagine di tabelline che uno però se ha definito l'idea, se ho fatto il lavoro dei nonni a monte, ho più facilità nell'inserirlo, perché so di cosa sto parlando e quindi so quanto costa quell'attività che devo fare e quanto dare al partner che la fa. Questo è il senso della faccenda. Volevo solo vedere certificazione intermedia, vabbè, è solo perché l'avevo promesso, me l'ero scritto un attimo. Procedure, vedete, questo lo trovate ad esempio nel sito di Veneto Innovazione, enti di controllo di primo livello, per cui insomma sono già stati preselezionati, può essere utile per dire mi faccio certificare la spesa. Poi quando mando via il report intermedio, vedete, report intermedio vuol dire che il certificatore compila sto modulino e dice come vanno le cose. Stanno spendendo bene i soldi, ok, guarda tutto e alla fine, ok, firma del controller e manda via e viene liquidata la parte intermedia. Ultima del tutto, solo per vedere come può essere impostata una tabella, il budget, quindi insomma il budget per i vari partner, Siviglia, Baleari, Venezia, Cipro, totale. E dopo ci sono i vari dettagli. Per cui è una semplice tabella di Excel, ce ne sono di vario genere e possiamo mettere assieme uno standard, una la trovo standard, questi non posso dare la tabella di progetto, però in qualche modo si può, un cronoprogramma e un budget standard posso allegarlo, che così insomma date un occhio. Se ci sono domande... Perfetto. Allora, intanto voglio ringraziare la dottoressa Tagliaferro perché vi garantisco che non è facile trasferire una questione così complessa per chi poi non è addetto ai lavori come lo è fortunatamente lei. Il senso, diciamo, dell'incontro di questa mattina era un po' dare un percorso logico a chi fondamentalmente ha un'idea e credo che in questo spero insomma che ci siamo riusciti, nel senso che siamo partiti da un'idea, abbiamo visto con l'esempio del progetto sui nonni cosa conviene fare, quindi prendo il mio bel foglio Word, comincio a dire uno schema di progetto a questi punti, mi segno con 2 righe quali sono i progetti, quali sono le azioni, quali sono le varie fasi, fino poi ad arrivare a completare il progetto di 60 pagine sviluppando quello che è, quindi il percorso mentale che chi si avvicina ai progetti europei più o meno deve fare
per arrivare a poi presentare qualcosa o comunque a partecipare. Abbiamo cercato anche di trasmettere le varie possibilità che ci sono, quindi chi si avvicina ai fondi europei non deve per forza fare tutto e fare tutto da solo, anzi, come è stato detto, è meglio a volte accodarsi a progetti già esistenti, a capofila che hanno già esperienza, perché è un modo anche per imparare e per approcciare. È un po' quello che forse manca al nostro paese, io lo vedo molto spesso da parlamentare europeo, noi facciamo fatica a fare squadra, facciamo fatica a fare le cose insieme. Altri paesi che hanno meno risorse riescono a mettere insieme più realtà e a partecipare di più. Ecco, sotto questo profilo io do uno spunto. Questo è il nostro, un paese pieno di idee, pieno di persone che sono in gamba, che hanno voglia di fare, basterebbe a volte unire le forze, mettersi insieme e si otterrebbe molto. E come vedete l'Europa premia proprio chi unisce le forze, quindi non abbiate paura, cercate partner, cercate di mettere insieme le energie e secondo me i risultati non possono che venire. Quello che abbiamo cercato di fare, come ogni volta con l'ufficio territoriale, è sintetizzare quello che ci siamo detti questa mattina, soprattutto nella prima parte, quindi abbiamo creato una piccola brochure che si chiama il progetto europeo linee guida e consigli utili, trovate più o meno sintetizzate al suo interno in una quindicina di pagine quello che ci siamo detti. Lo abbiamo la dottoressa Forcolin, esatto, che lo ha realizzato, ve lo abbiamo inviato a chi si era iscritto per l'evento, è stato inviato ieri mattina. Chi non lo ha ricevuto, se ce lo comunica all'uscita glielo mandiamo via mail ovviamente, o chi magari non è venuto senza registrarsi, se lo chiede glielo possiamo inviare via mail. Ne abbiamo stampata qualche copia cartacea che trovate all'uscita, la brochure è questa e vi può essere utile appunto per ricordare quello che è stato detto, così come la prossima settimana il mio ufficio vi manderà tutte le slide e tutti i documenti che avete visto oggi. Io aprirei appunto se ci sono domande specifiche, so che ce n'erano da chi ci segue in streaming, quindi non so se vogliamo iniziare da quelle, se ci sono domande. Avevamo chiesto di mandare l'email perché non si riusciva a comunicare. Esatto, non so quindi se sono arrivate delle domande, quindi se magari ce le volete leggere, poi così apriamo il dibattito su quello. Allora, parto con la prima. Un comune può partecipare a un partenariato europeo? Sì, può essere capofila anche. Allora, sempre di più nella nuova programmazione, infatti mi dispiace perché nel programma abbiamo citato anche un altro bando, ma comunque ve lo mandiamo con una scheda riassuntiva, così abbiamo il pretesto per la seconda scheda. L'altro bando che citavamo, il bando EASI, ad esempio, è proprio sull'innovazione sociale, ad esempio, e qua i comuni possono essere veramente capofila, soprattutto se hanno osservatori sulle politiche sociali, ad esempio. E però è sempre su bandi, bisogna vedere bene il bando e il programma, perché ad esempio su questo bando che era citato nel programma sull'innovazione sociale, da giri, insomma ci siamo confrontati su chi stava cercando di partecipare, anch'io stavo seguendo delle cooperative sociali ad esempio, e queste cooperative sociali, insomma, dal giro di opinioni che c'è stato con dei consulenti e degli enti e la rete Eurocities, quindi i comuni vadano a vedere la rete Eurocities, si stanno muovendo grosse cordate, quindi ci vogliono i comuni, ci vogliono più comuni che rappresentino magari una buona fetta di territorio, in modo che quella fetta di territorio parla come si dice, in maniera unita di un problema e di una metodologia che vuole introdurre per gestire magari quel problema o quella progettualità. Molto peso viene dato soprattutto all'appoggio, in questo caso se si parla dei comuni, magari la famosa lettera della regione, la lettera di supporto della regione che dice seguo attivamente il progetto, se si riesce a avere la partner meglio, però insomma il supporto della regione anche con una lettera, una manifestazione di appoggio nella fase di presentazione dell'idea,
dà il messaggio di forte contenuto di policy che il comune può dare a quella progettualità. Molto spesso i bandi come le ASI sull'innovazione sociale o anche il MED, sta diventando un po' così, era più facile la tornata passata, si chiede la presenza nel partenariato o l'appoggio al partenariato di quelle organizzazioni, e molto spesso sono quelle pubbliche, che possono veramente introdurre il cambiamento, cioè che possono prendere i risultati del progetto e cambiare le policy e fare nuovi servizi davvero, cioè passare dalla teoria alla pratica. Per cui se no i progetti parlano da soli, no? Si parlano addosso a volte, all'inizio soprattutto, mentre adesso è sempre più richiesto questo forte nelle premesse del progetto, la spiegazione di come lavoro per cambiare le policy, per fare innovazione sociale nell'esempio citato, ma anche mostrare chi coinvolgo perché abbia sostenibilità il progetto e veramente si traduca in nuovi servizi che appariranno e che cambieranno la realtà, la situazione attuale. Ok. La seconda domanda forse in parte hai già risposto, nel senso che chiedono dove un comune può informarsi praticamente su eventuali proposte di partenariato disponibili. Allora, sicuramente la rete Europe Direct, la rete Eurocities dei comuni e anche Union Camere del Veneto, Eurosportello Veneto come gruppo, diciamo. E poi l'altro tipo di ricerca è contenutistica, quindi dal punto di vista, se parlo di ambiente, andrò a vedere quali partner esteri lavorano su quella tematica. E quindi agisco tematicamente, non come si dice, gerarchicamente o istituzionalmente. Posso avere una mappa delle geometrie o una mappa dei contenuti, quindi un approccio di metodo, un approccio di merito per cercare il partner. E poi il passaparola. Ok, ultima domanda. E scusate, sì? no, fondamentale, l'avevo detto all'inizio, ma vale la pena ripeterlo, database dei progetti approvati e finanziati. Ok. Vado a vedere chi ha già lavorato su quella progettazione e becco il partner che mi pare più adatto e vado a contattarlo, insomma, anche avvalendomi magari di un bravo project manager che è specializzato su quella tematica, perché gli europrogettisti hanno specializzazioni diverse, c'è chi è più da sociale, chi è più da ambiente, chi è più, c'era un urbanista oggi qua, abbiamo scoperto anche un urbanista, per cui insomma noi stiamo cercando di fare un network in modo da aiutare, no? Quindi anche quello è un approccio. 3, diciamo, il metodo istituzionale, il metodo tematico e il metodo del déjà vu, cosa si è già fatto, chi ha lavorato bene è stato finanziato. Perfetto. Chiedono poi inoltre se un comune può unirsi a dei partenariati già avviati. Sì. E se sì, fino a che livello? Già avviati in che senso? Cioè se il progetto è già approvato può entrare, di solito magari c'è margine per essere partner di rete o comunque partner che accoglie la diffusione, per cui ospita gli eventi di diffusione, quello c'è un po' sempre spazio, ci si sta sempre, quindi diventa... perché tutto quello che è codificato a monte poi non è che puoi tanto cambiarlo, però una volta approvato il progetto in corso di sviluppo puoi essere anzi uno stakeholder aggiuntivo che dona in qualche modo disseminazione ai risultati del progetto. Oppure ti allinei a delle attività, quindi ospiti delle attività, puoi ospitare il convegno ma anche partecipare magari se ci sono gruppi di studio, insomma a seconda del genere, perché adesso bisogna trovare l'esempio, mi verrebbe... Certo. Ultimissima, se un'associazione ha le stesse opportunità di un'amministrazione pubblica in merito ai fondi europei. Allora, le stesse opportunità è incompleto e la risposta è dipende, dipende dal programma. Dipende dal programma, sul Creative Europe o sull'Erasmus Plus le associazioni possono avere anche ottime chance, insomma. Bisogna costruire un buon partenariato, questo è. E soprattutto capire quale ruolo potrà avere quell'associazione nel partenariato. Se è piccola può magari rivolgersi per esempio il Fondo Sociale Europeo, gli enti accreditati al Fondo Sociale Europeo ci sono perfino le orsoline, non scherzo, insomma proprio accreditate,
insomma ci sono anche enti di formazione, insomma tutti quelli che seguono lo sviluppo del capitale umano, per dire, sono accreditati al Fondo Sociale Europeo tramite un bando che è sempre aperto, insomma, per la valutazione. Quindi sia che sia servizi per il lavoro che servizi per le persone, insomma per l'occupazione, la Regione Veneto ha un bando sempre aperto per valutare gli organismi che possono essere beneficiari. Quindi da quel punto di vista sul Fondo Sociale Europeo sì. Ok, grazie. Non so se in sala c'è qualche altra domanda. Sala, sì. Sì, grazie. Io non ho ben capito oggetto e contenuti del controllo di primo livello, cioè la necessità di appoggiarsi o di predisporre un sistema di gestione e controllo. Allora, è una modalità semplicemente che viene richiesta dal bando, a volte lo vincola e a volte invece lascia libera scelta. E non ne ho una rassegna così grande per sapere quando vincola e quando no, ammetto il mio limite, anche perché io non ho mai seguito la parte finanziaria. Avvaletevi di chi sa fare quello, il financial manager ci vuole. Però in qualche modo quello che velocemente faccio vedere, proprio perché l'avevo messo qua dentro. Sì, serve per la certificazione della spesa, cioè per dire che quei costi ammissibili che erano nel bando, che io poi ho richiamato come costi da sostenere nel mio progetto, quando li ho sostenuti sono veramente conformi a quello che si aspettava e a quello che avevo promesso. Questa è la certificazione della spesa. Per farvela vedere, siccome sul Corinthos mi pare che avessi messo quella di primo livello, c'era il documento, il report in progress, per dire qua c'era il documento proprio procedura per la validazione del controllore di primo livello per i progetti approvati nell'ambito MED, no? A chi spetta la selezione dei controllori di primo livello? Ai singoli beneficiari, sia pubblici che privati, che provvedono nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale ad affidare le attività di verifica a coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, conoscenza delle lingue del programma MED. Quindi questa è la tabellina per il MED, dopo altri programmi magari dicono qualcosa di un po' diverso. Diciamo che io ho tirato fuori l'elenco dei certificatori di Veneto Innovazione perché si era fatto prima a trovarli, insomma, che erano elencati, almeno erano in zona, erano già verificati per tutti questi requisiti, quindi insomma si andava bene. Come si selezionano? Amministrazioni pubbliche, deve essere scelto, può essere scelto sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno. Ovvio che è una bella responsabilità, per quello si va a scegliere quelli che si sono, ognuno il suo mestiere. In tutti gli altri casi può essere scelto solo il controllore esterno. La società di revisione, una cosa. Per effettuare la selezione del beneficiario è tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici, quindi si dà evidenza pubblica perché è una gara, una garetta, è un affidamento, può essere di solito, essendo sotto soglia perché è sotto i 40.000 euro di sicuro, anzi è molto molto meno, è un affidamento diretto, insomma, quindi non ha bisogno della gara con evidenza pubblica. Però se è un ente pubblico deve andare in MEPA, oppure se non c'è in MEPA, dice non c'è in MEPA questo servizio così particolare che chiedo. MEPA è mercato elettronico pubblica amministrazione e quindi mi avvalgo di, dice il criterio per dare evidenza e trasparenza alla sua selezione, quindi se proprio non c'è niente mal che vada uno deve mettere almeno 3 preventivi. Ma quindi questo qua è il controllore completo, validazione del controllore selezionato. Una volta espletata la procedura di selezione del controllore deve inviare la relativa documentazione solamente via mail a questa qua che era l'ente ovviamente preposto per il programma MED nella scorsa tornata, avendo cura che la versione digitale risulti ben leggibile e via. Per il controllore interno e il controllore esterno ci sono tutte le modalità. Iter per la validazione, si manda via, insomma c'è la richiesta di validazione alla commissione mista con nota protocollata e dopo c'è la risposta. Quindi sia l'affidamento dell'incarico che la previsione economica della spesa da rendicontare per il controllore va fatto prima in progetto?
Sì, se ci sono discordanze vanno comunicate. Allora, a seconda dei programmi ci sono dei margini di variazione ammesse, insomma nelle soglie del 20% c'è un margine che a seconda del programma è lasciato al capofila, quindi con motivazione spiega il cambiamento del budget. Se no bisogna chiedere l'autorizzazione se supera il 20%, per cui se si vede strada facendo lungo lo sviluppo del progetto che un partner sta spendendo poco e per fare quella cosa spenderà meno, conviene capire se magari non vale la pena fare una mail all'autorità di gestione e chiedere in qualche modo se è possibile fare uno spostamento di budget ad un altro partner che invece vorrebbe incrementare, quindi spiegando bene. Quindi quello che si può fare per tempo è meglio piuttosto che lasciare la spesa non spesa. E questo. Però diciamo che alla soglia intermedia, quando è provvista la rendicontazione intermedia, devo mandarla, se sono partner, al mio capofila con la letterina: gentile capofila, caro lead partner, ti spedisco in base alla scadenza prevista la rendicontazione intermedia con le spese sostenute. Nel caso di MED c'è della cooperazione territoriale, c'è Presage, praticamente si fa anche la stampa di quello che è come si dice, il gestionale che è regionale, dove si va a caricare. Ho speso fattura del consulente che mi ha fatto la matrice della Blue Economy, 1.000 euro dello studio di fattibilità. Mi manda la fattura, carico la spesa nel gestionale e me la approvano. Però poi devo anche via PEC mandare in questo caso la scannerizzazione e firmata digitalmente. Insomma, bisogna vedere poi le modalità di ogni singolo bando, ecco, non è per tutti uguali. C'erano due domande, c'era prima il signore e poi vengo da lei. Sì, io affronto solo una parte dei problemi, perché una parte ci siamo messi d'accordo che relaziono per iscritto che è meglio. Cioè, io faccio formazione con corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo da qualche anno e ho notato delle cose un po' strane. E intanto l'accreditamento, per esempio, volevo chiedere con quale criterio viene rilasciato questo accreditamento, perché io ho visto, per esempio, situazioni di subappalto che non possono esistere in questo discorso, dove praticamente tra chi ottiene il finanziamento e chi poi delega noi formatori ad andare in aula con i ragazzi, un travaso di soldi che praticamente è piuttosto esorbitante, quindi su un budget di 100 addirittura si parla di 60. Per cui per ripagare i ragazzi disoccupati e i sottoscritti formatori rimane poco, no? Addirittura meno di quello che era stato pattuito, perché molto spesso la lettera di incarico viene rilasciata alla fine del corso invece che all'inizio, per cui succedono cose un po' strane, ripeto, che andrebbero analizzate, perché secondo me sul fatto della contabilità tra regioni, io ho parlato anche con delle persone che operano in regione, mi dicono sì lo sappiamo. Dico meno male che lo sapete. Dico no, che succede questo? Quindi, tra l'altro, noi operiamo in un settore dove si assume ancora, parlo del campo assicurativo, finanziario, bancario e poste, dove per vendere assicurazioni, non so se lo sapete, bisogna essere iscritti a un albo con 60 ore obbligatorie di aule, per cui noi rilasciamo anche un attestato che poi viene mandato al Ministero per l'iscrizione all'albo. Facciamo corsi di 120-200 ore, per cui tutto il resto della materia è inglese, informatica, finanziario, quindi tutto quello che non è previsto nell'obbligatorietà delle 60 ore. Quindi, diciamo, che forma giuridica avete? Siete una società? Noi siamo un consorzio di formatori indipendenti che lavoriamo da circa 20 anni insieme, siamo quasi tutti ex colleghi oppure colleghi in attività nei vari settori, assicurativo, finanziario e bancario. Abbiamo anche i bancari pentiti, no, cioè, quelli che ci raccontano le marachelle delle banche. Come li fate spiare? Per cui con le associazioni consumatori siamo di casa. No? Per cui molto spesso vengono da noi per chiedere di segnalare le ultime marachelle. Vi scriverò, giusto per vostra conoscenza, le ultime 2 multe che ho fatto prendere di 40.000 euro alle poste e una cassa rurale, perché il minimo della multa dall'organo di controllo assicurativo sono 40.000. Basta non osservare il codice delle assicurazioni che è stato inserito
nel 2005 in Italia, cioè c'è un codice che nessuno conosce tra gli utenti, dove ci sono delle regole da rispettare. Se non vengono rispettate sono 40.000 di multa. Io comunque nella relazione vi scriverò un po'. E la domanda è criteri di selezione. Cioè, con quale criterio? Sì. Sì, a dire il vero, sì, capisco bene la domanda, nel senso che è una delle polemiche, insomma, critiche, commenti un po' più abbastanza attuali, nel senso che effettivamente negli ultimi anni è veramente cresciuto quasi a dismisura il numero degli enti accreditati per la formazione, perché c'è, se parlo di fondo sociale, ho lavoro e formazione, quindi per la formazione ho l'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati e questa è la legge regionale. Quindi qui il bando è sempre aperto. Forse è quello l'inghippo, che è sempre aperto, quindi in qualche modo però è vero che c'è anche molta verifica, perché se c'è da parte di Regione una capillarità quasi, diciamo, abbastanza, insomma, pressante, è la verifica nel fondo sociale, quella c'è. Forse c'è stata nella passata rassegna, insomma, nel settennato passato, non lo so, un accanimento formale quasi a discapito dei contenuti. Quello che un po' si diceva è, no, la barzelletta, vengono in aula, mi hanno guardato l'ultima crocetta del registro, che se l'ho fatto o no, ma non mi hanno chiesto di cosa parlavo. Mentre ho visto un cambio di tendenza, nel senso che ero in aula proprio questa settimana e è entrato il verificatore, ero da un'associazione di categoria con imprese a parlare di internazionalizzazione e quindi lui è entrato e non ha chiesto niente di formale e ha chiesto i contenuti e le aziende se erano consapevoli del percorso che stavano facendo e io l'ho ringraziato, nel senso che mi ha fatto piacere vedere questo, non gliel'ho detto ovviamente, però mi ha fatto piacere vedere questo cambio di atteggiamento, era interessato al progetto e al seguito rispetto a quell'incontro che stavo facendo io di 4 ore sulle leve dell'internazionalizzazione. Per cui le aziende erano un attimo dal verificatore, guarda, ha detto no, spieghiamo cosa stiamo facendo, è bello che la Regione, che è il nostro partner finanziatore, sappia quello che facciamo, perché invece in precedenza, forse per l'uso della carta, erano più attaccati al formalismo, a vedere falsi, falsetti, timbri, timbrini e timbretti. E da qui bisognava partire, magari andare a Venezia a mettere il timbro per validare un'attività quando aprivi il registro. Adesso c'è il registro elettronico, con tutti i suoi problemi di avvio, però c'è un registro elettronico che è un passaggio in avanti, insomma. Quindi l'individuerei, cioè i criteri sono sempre quelli e il bando è sempre aperto. Vi faccio notare, cioè devono esserci i vari requisiti, no, non essere stati soggetti a, in qualche modo, vedete quanti sono? No, non c'è il numero però c'è il numero di pagine, volevo vedere il numero delle pagine, cioè gli enti di formazione c'è veramente tutto. E non scherzavo quando dicevo le Orsoline, perché se non è il nome quello poco ci assomiglia, ma c'è un po' tutto, insomma, ci sono molte associazioni ed enti di formazione, insomma. I criteri sono pubblicati, per cui sono rigorosamente, questo è l'elenco, c'è anche in Excel, questo lo dico perché siamo qui per parlare di come fare i progetti, per cui guardatevi l'elenco e se avete un'idea andate a proporla a quello che può essere quello che riceve i soldi, insomma. Io ho firmato registri di presenza che non corrispondevano con la lettera d'incarico. Questo insomma non va bene. Cioè la lettera d'incarico mi è stata data a posteriori, 6 mesi dopo, perché il corso dura 5 mesi, di 2 aula e 3 di stage, dopodiché mi riveniva data a posteriori una lettera con l'incarico che mi aveva assegnato da una società che non era quella, attenzione, che aveva avuto non quella accreditata, da quella che mi aveva dato l'incarico di fare formazione. Quindi in pratica c'erano 2 passaggi, ok? E quello che mi dava più fastidio era che sul registro non c'era scritto il nome della società che mi aveva fatto la lettera d'incarico. Per cui ho cominciato a fotocopiarmi i registri, perché prima o dopo probabilmente andrò in Procura della Repubblica.
E poi, guardi, proprio perché è così ampio il numero degli enti, siamo in Italia, lei ha il DNA. Sono 69 anni che butto giù. Diciamo che se c'è un'area dove hanno proprio manifestato anche più controllo la regione è proprio sul fondo sociale per via delle... Lasciamo spazio alle ultime due domande. Sì, volevo solo vedere, ecco, qua nel sito c'è l'accreditamento, vedete, elenco regionale organismi, modello di accreditamento e presentazione domande. C'è l'accesso all'applicativo e le modalità e termini di presentazione domande, ma praticamente è sempre aperto. Questo volevo mostrarvi. Salve, una domanda molto semplice. Un conservatorio può partecipare a un bando europeo? Sì. Grazie. Diretto o indiretto, nel senso che bisogna poi vedere del settore cultura, sul fronte cultura, quindi o l'Erasmus Plus, quindi pensare alla mobilità dei docenti o degli allievi e al trasferimento, cioè lo scambio delle competenze, questa cosa qua, oppure su altri fronti c'è la rete Eures per la cultura e gli istituti di formazione. Rete Eures proprio, se non altro anche per vedere chi c'è dentro, è utile, insomma. Grazie. Orietta Vanin, Comune di Mira, ma anche docente di formazione professionale. Mi permetto qui di rivolgermi a David, nel quale apprezzo sempre l'impegno, per chiedere di focalizzare anche nei prossimi interventi, se possibile, una riflessione condivisa per una presa in carico veramente del problema della formazione professionale. Ma non solo, la formazione professionale, che è gestita dalle regioni, come sappiamo bene, in maniera autonoma e direi molto discrezionale, si suddivide in varie situazioni: formazione di primo livello, secondo livello, aziendale, eccetera, eccetera. Sappiamo ormai bene tutti che cosa sta succedendo in Veneto. Da una parte l'accreditamento, mi permetto di dire relativo e discutibile, di tutte le situazioni possibili e immaginabili. Dall'altra parte lo smantellamento del servizio pubblico con la chiusura o il demandare ad altri soggetti quella che era la formazione un tempo gestita dal Ministero del Lavoro, vi parlo di 30 anni fa, ed era una delle eccellenze italiane, che oggi invece è ridotta al lumicino. Serve un disegno che si confronti con i modelli più avanzati della formazione, perché dobbiamo entrare in una dimensione di formazione continua, che non va distinta per metodo di apprendimento dall'istruzione. La formazione non è la ruota del carro della cultura personale, della preparazione dell'individuo, che deve essere in un percorso continuo, tutta la vita siamo in formazione. Quindi la totale differenza della gestione di queste politiche tra regione e regione, tra nazione e nazione, dove i titoli non valgono, dove le qualifiche non sono riconosciute, dove ci sono qualifiche che non hanno nessun senso, qualifiche estemporanee, qualifiche che ormai sono obsolete, va rivista, va riorganizzata, va ripensata in una dimensione europea. E non solo, e non solo. Mi permetto poi, assumendomi la responsabilità di quello che dico, di sottolineare che la Regione Veneto, con il piano nuovo che sta facendo, che andrà in discussione sull'istruzione e la formazione, veramente lascia molti buchi neri, e dentro a questi buchi neri c'è di tutto. C'è di tutto perché? Perché troviamo enti che non erano accreditati, che hanno avuto fondi, che hanno fatto formazione, che hanno messo in piedi strutture organizzative e oggi mandano via gli allievi e nessuno parla, decisioni di dare in mano a altre situazioni, associazioni di categoria e altro. Io non mi permetto di discutere sulla qualità, ma mi permetto di discutere sulla trasparenza delle scelte politiche. Perché la formazione, ripeto, è un'azione continua al quale c'è il diritto
di accedere da parte di chiunque. Mancano inoltre sul nostro territorio dei punti di riferimento, nelle altre nazioni ci sono, nelle province, nei comuni, negli enti, nelle università, hai uno sportello a tua disposizione dove puoi chiedere quali sono le azioni a cui io posso accedere, quali sono i bandi, quali sono le strutture accreditate, e sei accompagnato in un progetto personale. Qui non esiste nulla, nulla, e siamo allo sbando. Perdonate, ho colto l'occasione, ma non potevo tacere, perché invito Davide, ripeto, proprio per quello che ci condividiamo insieme in questo percorso, ad aiutarci ad uscire da questa impasse. Tutto qua. Allora, assolutamente sì, dividerei la questione in due ambiti, no? La prima, allora, il senso di queste giornate informative è ovviamente quello, diciamo, propositivo, cioè esistono delle opportunità, cerchiamo in tutti i modi di farlo conoscere. Certo, non sarebbe mio compito, su questo hai ragione perfettamente, qui dovrebbe esserci la regione, dovrebbero esserci tutte quelle associazioni che vengono a volte pagate per fare questo tipo di lavoro, e non lo fanno male. Io ho questo incarico, mi costa poco farlo, cerco di farlo nel mio piccolo davanti a 50-100 persone, quindi ho sempre pensato che le cose prima di contestarle bisogna farle, quindi io cerco nel mio piccolo di fare e poi qualcuno eventualmente verrà a contestarmi, però intanto faccio. Quindi in questo, diciamo, le giornate che stiamo cercando di fare hanno questo senso, il senso propositivo. L'Europa ha le idee chiare su questo, nel senso che 1000 volte nelle commissioni di vario genere, io sono in commissione industria, energia e ricerca, quindi voglio dire è proprio la commissione che si occupa della formazione, anche poi altre commissioni, ma quella in maniera proprio specializzata, e ve lo posso garantire, non esiste commissione in cui non si parla di questo. Cioè, a livello politico l'Europa è d'accordo che la formazione è necessaria e che dura tutta la vita, ed è l'unica strada per uscire da una situazione di crisi economica che ormai dura da tanti anni, cioè la riqualificazione del personale, la crescita, l'innovazione. Non è un caso che voi troviate queste parole continuamente nei bandi di gara, nei programmi, perché è chiaro che quella è l'unica via di uscita. Ma, e qua bisogna essere onesti, poi implementare questa volontà politica in 28 paesi completamente diversi tra loro è una sfida tutt'altro che facile, dove poi si innescano tutta una serie di questioni spesso anche illegali, ok? Cioè è chiaro che in un mare magnum di situazione c'è chi si comporta correttamente, c'è chi si comporta scorrettamente e così via. Il vero problema che ha l'Unione Europea è la impossibilità di controllare, cioè il controllo di tutto quello che avviene, tra virgolette, a valle è demandato agli Stati membri, perché l'Europa non ha la forza per verificare questi soldi effettivamente dove vanno. Hanno un nucleo di controllo che cerca di fare quello che può, ma voi capite che 28 paesi, un territorio così ampio, 500 milioni di persone, migliaia e migliaia di progetti, diventa difficile avere persone ovunque, quindi viene demandato agli Stati membri, che spesso sono i primi a imbrogliare le carte. Questa è la realtà, quindi questa battaglia che tu sollevi oggi io la faccio mia, più che volentieri. Passiamo nell'ambito quindi secondo, quindi al di là di quello che abbiamo fatto oggi, è una battaglia che va fatta per il bene dei territori, per il bene dei cittadini, perché questi soldi che vengono stanziati, che sono soldi nostri, che dovrebbero andare in quella direzione, non ci vanno e vanno dove non devono, quindi è una battaglia comune che va fatta. Mi viene da dire, è più facile oggi farla in ambito nazionale, perché ci sono, o meglio, ci potrebbe essere la possibilità più facilmente di indagare, di trovare le storture, piuttosto che in ambito europeo, dove diventa molto difficile avere anche il personale e la situazione per poter andare a controllare. Io quello che potrò fare è sicuramente sottolineare il problema,
cosa che tra l'altro non serve fare, perché ci sono alcuni miei colleghi che lavorano nelle commissioni di budget e di controllo della spesa che questa cosa qua cercano di farla, andando a sottolineare che molto spesso questi fondi vanno dove non devono e, ahimè, non solo in Italia, a volte anche in mano alla criminalità organizzata. Questa cosa qui è nota, l'Europa lo sa, ripeto, purtroppo le armi spuntate le abbiamo nel controllo, perché ci vorrebbero migliaia di persone sparse nel territorio che poi vanno a verificare tutti i milioni di programmi che vengono fatti, effettivamente a chi vanno, cosa c'è dietro, quali società li gestiscono, cosa c'è dietro a queste società, cosa c'è dietro il consiglio di amministrazione. Capite che è un lavoro immenso che non è facile da fare. Noi dove c'è, magari soprattutto su progetti ampi con milioni di euro stanziati, si cerca di indagare, si cerca di sottolineare, attenzione, state attenti a chi date i soldi, state attenti che dietro non ci sia qualcosa che non ci deve essere. È chiaro che nel piccolo, nel progetto da 20, 30, 50 mila euro diventa molto più complicato. Là serve il territorio, là serve le persone che denunciano e dicono guardate, hanno chiesto 50.000 euro per fare formazione su una cosa, non l'hanno fatta, si sono mangiati i soldi in un altro modo, perché ripeto, sono soldi nostri che dovrebbero servire ai nostri cittadini, al nostro territorio per uscire da una situazione di crisi o per dare una mano alle persone che effettivamente ne hanno bisogno. Spesso sappiamo che questi soldi vanno altrove. Ripeto, la situazione di oggi era invece far sapere che questi soldi ci sono, cerchiamo di fare le cose in maniera pulita, cerchiamo di progettare, cerchiamo di farci venire delle idee, visto che questo territorio di idee ne ha, visto che l'Italia è conosciuta nel mondo per le sue eccellenze, le sue competenze, per la volontà e l'intelligenza dei propri abitanti. Mettiamo a frutto queste cose, ripeto, cerchiamo di fare squadra, perché poi la realtà è che noi siamo bravissimi, ma siamo bravissimi solisti, e questo è il problema che io percepisco a livello europeo. Mettiamoci insieme, togliamoci le bandiere, togliamoci le magliettine, i vari colori, mettiamoci insieme, progettiamo, prendiamo questi soldi e facciamo il bene dei nostri cittadini. Questo è il senso della giornata di oggi, però colgo la tua sottolineatura e la faccio mia. Mi chiedono se c'è tempo ancora per una domanda velocissima. Sì. Intanto ho aperto la pagina, visto che c'è parlare di formazione del bando che scade a ottobre, sempre sulla rete per i giovani. No, era solo per continuare questo ultimo discorso da fruitore ultimo come cittadino. Io sono andata a uno di questi colloqui degli enti accreditati. Allora, intanto non si capisce mai se è una truffa. Ci siamo trovate 12 donne e non si capiva fino a che punto era una cosa seria fatta dalla regione e fino a che punto perché era su una mail arrivata così, è finanziato dalla regione, ed eravamo un po' tutti su sarà una cosa seria. Quindi l'ufficialità non si ha, anche perché non tutte le persone che erano lì sapevano che basta andare nel sito della regione e vedere se l'ente è accreditato e cose di questo tipo. Quello che mi domando era un band, loro stavano facendo per il ricollocamento delle persone dopo i 50 anni disoccupati di lunga data. Mi domando, ok, la regione dimostrerà che sta facendo e l'ha fatto il corso, l'ente dirà guarda che bravo, ho fatto il corso, ho preso i soldi e tutto quanto, il fruitore ultimo. L'Europa poi chiede quanta gente è stata ricollocata e ha trovato lavoro, o si sono spartiti tutti i soldi e noi siamo stati praticamente munti come al solito e rimaniamo a casa, ha fatto il corso e quindi alla regione risulta che il corso è stato fatto, l'ente ha preso i soldi e il disoccupato rimane a casa, che tra l'altro non fa neanche lo stage, perché apro una parentesi, su 20 persone che partecipano al corso ci hanno detto che solo 3 andranno a fare lo stage. Perché adesso gli stage, l'azienda deve tirare fuori i soldi, non è più che gratuitamente lo stagista, Sì, mi hanno detto che deve tirare fuori 200 euro per ogni stagista che tu ti prendi, quindi vanno molto cauti le aziende a dire sì mi prendo lo stagista per 3 mesi. Allora, Dicevo questo, no, l'Europa ha un feedback di dire sì, a Venezia sono stati ricollocati 2 persone su 20. È un feedback che spesso diventa un problema. Mi spiego. Allora, come vi dicevo prima, il vero problema che ha l'Europa in questo momento è il controllo, cioè la verifica che quello che viene deciso a livello politico poi si trasforma in qualche cosa di reale. Qual è l'unico modo che l'Europa ha in questo momento per poter verificare se quello che è stato deliberato nelle varie commissioni poi si trasforma in qualcosa di serio?
tra virgolette, l'autocertificazione, cioè la burocrazia. Il fatto è questo, il fatto è che siccome non ci sono persone che possano verificare che le persone che sono state formate effettivamente siano in azienda, e che, perché per ogni persona dovrebbe esserci uno che controlla se effettivamente fa quello che deve fare. Quindi ci si affida, tra virgolette, a un'autocertificazione dove io impongo al mio ente sottostante di, in qualche maniera, dichiarare che cosa sta facendo. Questo è un carico burocratico enorme, perché è l'unico modo che io ho per controllare. Ecco perché la montagna di carte, la montagna di documenti che mi chiedono di fare, perché è una forzatura per costringerti a dire: ma sei sicuro che stai facendo questo? Scrivimelo, dimmi dove, come l'hai fatto, quante ore, chi l'ha fatto, cioè certificami che quello era certificato. Cioè comincia a diventare una spirale terribile di carte. Perché? Perché non ho la persona lì che può verificarlo con gli occhi, perché immaginate i costi, ci vorrebbero migliaia se non milioni di persone che fanno questo lavoro qua, il costo sarebbe assolutamente maggiore che no il vantaggio. Quindi l'unico modo che l'Europa ha in questo momento, essendo un ente tra virgolette distante rispetto ai 28 territori, è quello del carico burocratico, proprio perché so che sto distribuendo miliardi di euro, che questi soldi possono andare dove non devono, che potrebbe essere distorto l'uso che io voglio e che ho deciso a livello politico. L'unico modo che ho è obbligare le istituzioni a certificare il più possibile ogni euro dove va. Questo è un carico burocratico che a volte ha esattamente l'effetto contrario, cioè le persone dicono vabbè, ma se devo fare milioni di carte per 10.000 euro rinuncio, quindi c'è questo problema. Dall'altra parte non risolve il problema, perché chi è bravo a falsificarle le carte o meglio nel mare magnum delle carte è anche facilissimo poi inserirci di tutto, no? Quindi è un po' una spirale da cui è difficile uscirne, perché se demando all'ente sottostante mi devo fidare di quello che fa, se cerco di controllarlo aumento il carico burocratico e ottengo problemi diversi, non ho la possibilità economica di sguinzagliare milioni di persone in giro per il territorio a controllare. Capite che è una bella sfida. Ripeto, in 22 lingue diverse, 28 paesi diversi, in un territorio di milioni di chilometri quadrati, con 28 culture diverse e 500 milioni di persone. Cioè, questo è il vero problema. Poi non è che non ne siano coscienti, non è che siano tutti stupidi lì, sanno perfettamente che questo avviene. Il vero problema è che non si riesce a trovare una soluzione che accontenti tutti, perché da una parte carico burocratico, dall'altra non controllo, non ho i soldi per fare quello che dovrei fare, rimane tutto appeso. Esatto. Sussidiarietà inefficace. Purtroppo sì, c'è facciamo l'ultimissima in fondo. Io intanto vi ho aperto la paginetta con cui chiudiamo, dopo non vi torturo più, perché c'è lo scadenziario bandi. Allora, qua a fondo c'è una tabellina che adesso è al 23 settembre, però essendoci pochi bandi non è così aggiornata, ci sono ancora quelli vecchi, però è un'utile mappetta mentale, insomma, di scadenze. Se adesso si apre, ne vedete. Prego. Sì, salve, mi chiamo Giuseppe Scarabello. Volevo dare uno spunto ai due interventi precedenti, si parlava di lifelong learning e volevo dire che esistono attualmente dei programmi tipo l'Erasmus Plus che offrono la possibilità di fare questa formazione continua, cioè ci sono attivi e non dobbiamo soltanto pensare alla progettazione, ma dobbiamo pensare anche di prenderne parte, esserne protagonisti, perché c'è la possibilità. Naturalmente, come dite voi bene, non è così evidente, bisogna andare a cercare, scavare, informare, rompere le scatole alle volte, però niente è facile, niente è per nulla, nessuno regala nulla, quindi questa possibilità c'è. E queste possibilità poi offrono la possibilità di andare oltre e una volta che li abbiamo sperimentati come fruitori, possiamo poi magari pensare e possiamo capire come progettarli. E questo volevo dire, dopo magari la dottoressa può illustrare meglio queste cose. No. E, volevo fare una domanda relativamente al programma Interreg che ho mostrato prima. E
La Turchia non è un paese coinvolto? Mi sembra che abbia fatto domanda di partecipazione. La Turchia non è un paese membro Unione Europea. Sì, ha fatto la domanda, però ho visto che l'Albania e il Montenegro, che non sono a loro volta sono membri. preadesione, sì. Ok. La Turchia non entrerà a breve. Ok. Non in questo quinquennio. È ancora... A parte che è da verificare se vuole ancora entrare. Infatti, perché non lo non è sa. che stia spingendo più di tanto per farlo. Ma sicuramente in questo quinquennio, per dichiarazione della Commissione, non ci sarà nessun nuovo ingresso. Ok, ma quindi non è previsto dei finanziamenti sotto questo punto di vista sul programma Interreg? Bisogna vedere dopo, quando ci saranno i bandi, se è aperto. Perché nella cartina non era evidenziata, per questo. Perché non domanda. è tra quelli in preadesione, cioè Okay. lo è, ma non so dirle in questo momento. È una situazione un po' ambigua. Okay. Anche perché c'è la guerra in corso e questa posizione ambigua che lui sta monitorando bene, molto ambigua. Io sono proprio nel monitoring group della Turchia, quindi purtroppo sono a conoscenza di molte cose. Allora, poi ovviamente dipende dai bandi per quanto riguarda la questione Turchia. La Turchia comunque rimane un paese candidato, quindi ha fondi appositi. I paesi che sono candidati all'ingresso nell'Unione Europea hanno fondi specifici per questo, quindi lei ha già quasi 1 miliardo di euro in questo settennato per i fondi, si chiamano fondi di preadesione, e vengono destinati appunto a queste realtà. Ciò non toglie che poi all'interno dei vari programmi i paesi in preadesione, come i paesi, come veniva detto prima, che non fanno parte né dei paesi membri né dei paesi candidati possano comunque avere dei finanziamenti. La Turchia in questo momento è in una posizione assolutamente complessa. Intanto manca una stabilità politica, come sapete il 1° novembre va alle elezioni per la seconda volta quest'anno, ha un problema perché comunque è confine con zone di guerra, in questo momento ha dei problemi particolari, non è, pur essendo paese candidato all'Unione Europea, è l'unico paese a non essere inserito nella lista degli stati sicuri, e questo è un'anomalia assolutamente particolare, quindi insomma c'è tutta una serie di complicazioni dal punto di vista geopolitico e anche militare che in qualche maniera ne rallenta un po' anche la questione di adesione alla parte economica. Quindi Turchia in questo momento è in una situazione particolarmente complessa, e dal punto di vista economico c'è anche tutta una serie di violazioni di quella che è in questo momento quella che è la Custom Union, quindi questi accordi commerciali tra l'Italia, l'Unione Europea e la Turchia che vengono violati. Ci sono dei dazi che vengono imposti in maniera non corretta dal punto di vista della Turchia, e quindi in questo momento l'Europa fa molta fatica a includerla in programmi che non siano quelli standard appunto di preadesione o quant'altro. Ciò non toglie che dove invece c'è interesse comune qualche fondo possa essere destinato, ma in questo momento è un paese complesso. Questo è uno dei pochi casi dove allora vale la pena di andare alla rovescia, guardare prima che fondi ha e dopo... Ma non l'ho detto, prima l'idea dei nonni. È l'unico caso. No, diciamo che c'è un percorso che si chiama acquis communautaire, quindi tutto ciò che è acquisito a livello comunitario per ogni paese in preingresso si trasforma in una tabellina, e il paese in preingresso deve fare manca ce l'ho, e c'ha il decennio in cui deve, sotto il profilo del capacity building, le pubbliche amministrazioni, se sono brave o non sono brave, pensiamo a tutto quello, l'ambiente, tutti i servizi ai cittadini, i diritti umani. Turchia anche sui diritti umani è un po'... ha avuto problemi. Cioè queste crocette stentano a completarsi nella tabellona della Turchia, per cui tutto quello che in qualche modo vessa il cittadino europeo, impresa o cittadino, deve vessare anche quelli in preingresso, vessare positivamente, nel senso che noi siamo anche tutelati dalle normative dell'Unione Europea, e se c'è uno dei vantaggi dell'allargamento è stato il pensare alla salvezza del Danubio, all'inquinamento, cioè voglio dire, ad avere oltre che un allargamento del mercato, ma anche proprio a normative che si assomigliano, insomma, perché che tutelano anche la salute pubblica, se vogliamo, i diritti, insomma, questo sì. Va bene, vi ringrazio, buon rientro, Grazie. buon pranzo e ci vediamo alla prossima. Alla prossima.